Buongiorno e buon sabato, eccoci qui puntuali con la nostra edizione straordinaria. Oggi tanti argomenti sul piatto, naturalmente le novità sull'accordo raggiunto durante la notte tra governo e regioni per quanto riguarda le riaperture dal 18 maggio, di questo però parleremo tra pochissimo, e poi ci sono tutti gli aggiornamenti sul gravissimo incendio che vi abbiamo documentato ieri a Marghera all'interno di un'azienda chimica. Allora andiamo proprio sul posto con la nostra Anna Maria Parisi e Paola Barbato. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Francesca e buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in diretta nello stabilimento che ieri ha preso fuoco. Alle nostre spalle proprio le due torri che sono letteralmente arse, quella che resta lo si vede dalle immagini. Sono in compagnia del comandante vicario dei Vigili del Fuoco di Venezia, l'architetto Giuseppe Costa, che ringrazio anche oggi per essere qui con noi. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Dunque, comandante, vediamo questi scheletri, le due torri che sono quelle che resta delle due torri che sono andate completamente distrutte. Oggi a che cosa state lavorando? Allora, diciamo che abbiamo completato le operazioni di spegnimento circa 2 ore fa. Quindi adesso dobbiamo mettere in sicurezza l'intero stabilimento. Mettere in sicurezza l'intero stabilimento significa svuotare tutti i serbatoi. Quindi stiamo facendo un piano di azione per la giornata odierna, ma anche per i giorni a venire, dove alcuni serbatoi li andremo a svuotare noi perché sono quelli più pericolosi, altri li affidiamo per lo svuotamento da parte di operai della ditta. Ecco, perché che cosa contengono questi serbatoi? Ma guardi, contengono sostanze infiammabili di vario genere e quindi ci sono, diciamo, delle sostanze la cui temperatura di infiammabilità è molto bassa, e quindi bisogna stare molto attento nelle operazioni di svuotamento, e quindi sono delle operazioni che faremo noi. Comandante, noi ho visto fino a poco fa transitare, andare e venire i suoi uomini proprio completamente bardati con le maschere dell'ossigeno, perché ci sono ancora focolai? No, abbiamo completato le operazioni di spegnimento pochi minuti fa, quindi a livello di incendio possiamo dire che ormai è spento completamente. Quindi adesso iniziano le operazioni di bonifica, che sono quelle dove dobbiamo stare molto attenti, quindi molto accorti. Stiamo, come ho detto prima, stiamo facendo un piano di azione per non affidare nulla a caso, ma deve essere tutto pianificato nei minimi particolari. Quindi io colgo anche l'occasione per fare un plauso a tutto il personale che è intervenuto da ieri alle 10:30. Ieri hanno operato circa 90 persone, stanotte hanno continuato le operazioni di spegnimento altre 23 persone, quindi veramente un grazie, perché io onestamente all'inizio, quando ho visto la situazione, pensavo che le operazioni di spegnimento andassero molto per le lunghe. Invece devo dire che grazie all'opera di questi uomini veramente coraggiosi e professionali, già dopo 3 ore diciamo che l'incendio era sotto controllo. Eravamo, diciamo, più tranquilli, molto più tranquilli rispetto alle 11. Ecco, comandante, ogni tanto poi vediamo anche il vostro elicottero che sorvola la zona per continuare a monitorare. Sì, è giusto che sia così, in modo tale, diciamo, che anche dall'alto riusciamo a tenere tutta la zona sotto controllo. Stanno arrivando anche, vedo, delle ditte, dai camion in transito, delle ditte esterne a vostro supporto? Sì, come le dicevo prima, servono perché in questo piano di azione è previsto quindi lo svuotamento dei serbatoi, quindi devono portare via tutte le sostanze che ci sono all'interno dello stabilimento. Nel dettaglio, per concludere, con il suo intervento continuerete con i lavori anche domani, domenica? Presumibilmente sì, ma guardi, per noi non ci sono giorni festivi assolutamente. Ah, certo. E quindi noi continueremo finché tutta l'area non venga messa completamente in sicurezza, quindi fino a che ci sarà bisogno. La domanda era anche per una motivazione di servizio, perché noi si continui a tornare qui e a nostra volta raccontare cosa sta accadendo. Adesso vediamo un altro dei camion della ditta esterna, forse che ditta esterna che ovviamente devono portare via tutto il materiale che c'è, che non ci sono solo sostanze infiammabili, ma ci sono vari prodotti anche all'interno del magazzino, quindi devono portare via tutto quanto. Aspetti, dunque, aspettiamo che il camion passi, perché non vorrei che ci stendesse in diretta. Quindi
Adesso è tutto al sicuro, non ci sono più focolai? Sì, questo glielo posso confermare assolutamente. A livello di incendio è stato spento circa un'oretta fa, abbiamo completato le operazioni di spegnimento. Adesso quindi dobbiamo mettere in sicurezza l'intero stabilimento. Abbiamo visto anche dalle immagini di ieri con Poseidon come lavorava l'acquirente con questi getti d'acqua e di schiuma veramente potentissimi. Ma guardi, l'obiettivo principale in questi casi è di raffreddare tutti i serbatoi che, seppur vengono lambiti dalle fiamme, l'obiettivo è quello di non farli esplodere, e quindi diciamo che ci siamo riusciti. Spieghiamo un attimo in conclusione che cos'è questo Poseidon, perché magari alcuni telespettatori non sanno di cosa. È un mezzo aeroportuale che serve, diciamo, per lo spegnimento proprio di incendi di aerei, e quindi ha grossissime portate, può essere usato sia, diciamo, come schiumogeno e sia anche come acqua. Ed è arrivato a supporto dalle squadre di Treviso ieri. È arrivato a supporto dal comando di Treviso, proprio perché grazie al fatto che l'aeroporto di Treviso è chiuso al traffico, non ci sono voli. Grazie comandante, al vice comandante vicario dei Vigili del Fuoco di Venezia, Giuseppe Costa, per la sua disponibilità. Lei ci dice che allora possiamo continuare a stare qui per il resto delle interviste, stiamo pochissimo. Ma sì, dai. Grazie, abbiamo la sua autorizzazione. Grazie a voi. Grazie all'architetto Giuseppe Costa. Allora, adesso noi continuiamo con il collegamento, perché grazie all'ok dei Vigili del Fuoco possiamo continuare a restare all'interno, come vedete, dello stabilimento. È stabilimento appunto che è aperto. I lavoratori ci dicevano che si aspettavano di trovare i sigilli, e invece hanno visto e denunciato come ci fosse anche una movimentazione all'interno dello stesso stabilimento, con il muletto e alcuni operai che comunque stavano effettuando dei lavori per sgombrare i famosi tank, i famosi contenitori in plastica che contenevano, ecco, l'hanno spostati alla mia sinistra, ma adesso non si vede dall'inquadratura, che contenevano questi materiali infiammabili. Chiedo gentilmente al rappresentante, al sindacalista, di raggiungere, perché stamattina è successo. Allora, abbiamo qualche problema con l'audio, Anna Maria. Abbiamo qualche problema con l'audio, per cui torniamo un attimo in studio, vediamo di ripristinare il segnale, magari provate ad accendere e spegnere il microfono, perché appunto era disturbato. Siamo riusciti a sentire l'intervista con il vicecomandante dei Vigili del Fuoco, ma adesso appunto l'audio è disturbato. Cercheremo di capire, insomma, abbiamo sentito che la situazione fortunatamente è tornata alla normalità, non ci sono più rischi, grazie, come ha sottolineato il vicecomandante, al lavoro, all'intenso lavoro e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, intervenuti non solo da Mestre ma anche da Vicenza, da Padova e per appunto dare da Treviso, per dare supporto ai colleghi. Era un incendio che aveva preoccupato molto, ieri vi abbiamo documentato sin dall'inizio quella grande nube nera. Adesso resta da capire esattamente la situazione per quanto riguarda gli inquinanti, quindi si attendono gli esiti delle analisi dell'ARPAV. Intorno a mezzogiorno dovremo avere anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin per capire esattamente se ci sono già dei primi risultati delle analisi, e poi naturalmente resta tutto l'aspetto legato alla sicurezza. Qualcuno ha parlato, i sindacalisti hanno parlato di una tragedia annunciata, lavoratori che avevano già segnalato alcune problematiche, e ieri appunto questo. Resta naturalmente da capire, ora aspetterà la magistratura a ricostruire quanto accaduto e verificare se vi siano responsabilità. Al momento le indagini sono in corso, naturalmente, è passata la fase emergenziale, adesso c'è tutto quello che segue incidenti come questi, naturalmente le polemiche che sono legate sempre a eventi come questo in un'area così delicata come quella di Porto Marghera. La preoccupazione che potesse esserci un rischio chimico ha fatto scattare l'allerta rossa, quindi l'allarme ai cittadini di tenere porte e finestre chiuse, allarme che si era diffuso anche ai comuni limitrofi ma anche alle province vicine, perché inizialmente c'era stata la preoccupazione che la nube potesse raggiungere anche Padova e Treviso, e poi l'allarme appunto è rientrato non solo lì ma anche nelle province. Abbiamo ripristinato il collegamento con Anna Maria Parisi. Anna, a te la linea. Eccoci, ci sentite adesso? Perfetto, chiaramente? Benissimo, sì, Dunque perfetto. Siamo in collegamento con Francesco Coco.
Francesco Cocco, segretario della FEMCA CISL di Venezia. Che cosa è successo questa mattina, segretario? Sì, buongiorno. Stamattina siamo stati chiamati dai lavoratori dove ci riferivano che c'era un via vai all'interno dell'azienda, non capendo, ci siamo un attimo riservati nel capire, perché è al vaglio della magistratura e degli inquirenti tutta la faccenda. Un via vai, ma una movimentazione di gente, di macchine? Sì, sì, esatto, i lavoratori si erano un attimo scaldati gli animi, ma adesso tutto è rientrato. Adesso noi comunque come... Cosa stava accadendo? Vedevano che c'erano degli spostamenti di materiale, però sicuramente erano delle operazioni di messa in sicurezza. Come sta accadendo anche adesso? Esatto, sono operazioni di messa in sicurezza perché questa notte alcuni piccoli focolai sono stati domati e comunque arginati. Sì, sono stati bravi i ragazzi anche stanotte ad arginare abbastanza il problema. Adesso quello che noi riteniamo veramente dopo 24 ore abbastanza scandaloso è il non aver ricevuto da parte dell'azienda nessuna richiesta di convocazione, neanche con gli RLS che sono i responsabili della sicurezza, magari per iniziare a studiare e capire sulle dinamiche che ha causato sto forte... Ecco, a tal proposito le chiedo scusa se la interrompo, è emerso un particolare davvero sconcertante, a dir poco clamoroso, in merito all'incidente di ieri, e cioè che come previsto invece da regolamenti e da norme sulla sicurezza del lavoro, ieri non era in azione, non lavorava alcun rappresentante, come invece previsto dal contratto, della sicurezza. Allora, su tutte le squadre presenti, non tutti, cioè, c'erano le squadre che comunque potevano, infatti sono intervenute, ma non tutti hanno un addestramento adeguato, perché proprio... Ma è così come ho detto? Sì, esatto, ma c'erano alcuni che non hanno ancora conseguito i corsi di formazione, come abbiamo sempre denunciato, e la motivazione dell'incontro che avevamo richiesto urgente del 12 per discutere con l'azienda era proprio riferita ai corsi di formazione, alla scarsa formazione che si fa in azienda e al deposito, naturalmente, come avete saputo, di tutto il materiale infiammabile stoccato per gli impianti. Ecco, questo che cosa significa tradotto nella comprensione di un linguaggio più chiaro? Significa che tra i lavoratori presenti non c'era nessuno che fosse in grado di gestire questa emergenza dal punto di vista della sicurezza? No, non proprio così, non nessuno, ma in generale vanno tutti addestrati, perché tutti devono saper come muoversi, quindi in una situazione di emergenza di tale entità tutti devono essere a conoscenza delle procedure di sicurezza, quindi ne basta uno per provocare un danno fisico, un danno anche materiale. Certo. Adesso quello che a noi è dispiaciuto, anziché appunto, come dicevo prima, ricevere magari una convocazione, una lettera da parte dell'azienda, questa mattina ci è piovuta una diffida dai loro avvocati, dove noi come sindacato abbiamo fatto delle dichiarazioni diffamatorie sull'avvenuto. Questo possiamo dire non è assolutamente vero, perché avete visto che è stato un disastro di un'entità veramente mostruosa. A tal proposito devo aggiungere, Francesca, che in merito alla diffida, noi ce l'abbiamo la diffida perché ci è stata consegnata prima durante la sistemazione, diciamo, della rimessa in onda, mentre cercavamo di sistemare microfoni, zainetto per il collegamento, è passata e l'abbiamo intervistata l'amministratore delegato che è arrivato dall'azienda ed è uno degli avvocati della dirigenza, vertici aziendali, è arrivato da Bergamo. Le abbiamo chiesto al riguardo come mai, quali fossero nel dettaglio i particolari di questo rogo, non ha voluto fornirci delucidazioni se non quelle già note, e ha
invece l'avvocato ha dichiarato ai nostri microfoni, nell'intervista che poi vi gireremo più tardi, che non c'è stata alcuna diffida nei vostri confronti. Assolutamente Però noi falso. la diffida ce l'abbiamo. Assolutamente falso. Abbiamo noi una lettera di diffida, loro dichiarano che le nostre dichiarazioni sono state diffamatorie nei confronti dell'azienda. Quando avete visto il disastro, un disastro veramente, come noi abbiamo dichiarato anche nelle precedenti interviste, un disastro annunciato. Sì, con quella... Un disastro annunciato, perché noi ci stiamo battendo da quasi 2 anni proprio sul sensibilizzare. È un discorso veramente strano, perché di solito bisogna sensibilizzare i lavoratori sulla sicurezza, qui bisogna sensibilizzare l'azienda. Okay, grazie Anna Maria. Chiaro. Allora, nel frattempo, Francesca, volevo darti gli aggiornamenti. Una cosa in velocità. Grazie, un flash. Cioè, se la Paola riesce a girarsi un attimo con la telecamera. Un flash, se ancora è presente qui proprio ai piedi dell'uscita dell'azienda la tuta di uno dei lavoratori. Possiamo tornare su Anna Maria con le immagini. Dei lavoratori che si trovano. Ecco. Vai sì, Anna Maria, guarda, vai. Questa Francesca è la tuta di uno delle 2 torce umane, scusatemi se le chiamo così, ma erano veramente delle torce umane, ci dicono gli operai, che è stato investito da questa vampata di fiamme e questa è la tuta dell'operaio indiano che si trova ricoverato a Verona. Le sue condizioni sono ancora stabili, così come quelle del romeno. In conclusione, cosa aveva da aggiungere? Sì, no, in conclusione noi come federazione, come confederazione e anche associazione di categoria che è la FEMCA CISL siamo molto vicini a tutte le famiglie dei lavoratori che attualmente si trovano senza lavoro. Il nostro obiettivo adesso è quello di capire se l'azienda, come l'azienda vuole procedere, perché noi siamo sempre aperti a tutti i dialoghi. Grazie, noi lo siamo sempre stati. Grazie a Francesco Cocca, dobbiamo chiudere, chiedo scusa, grazie per la vostra disponibilità, grazie anche a tutti gli operai che sono lavoratori che sono arrivati qui per capire che cosa stesse accadendo questa mattina. Tra loro c'è anche uno dei sopravvissuti alle roghe che si trovava a poche decine di metri dall'incendio. Grazie Anna. Marco Bello, rappresentante della RSU. Dobbiamo chiudere. Sì, dobbiamo chiudere Anna, grazie. Noi torneremo a collegarci con te più tardi durante la conferenza stampa del governatore Zaia. Grazie, naturalmente poi nelle edizioni serali e anche nella prossima edizione straordinaria avremo ulteriori contributi da Marghera per il giorno dopo il grave incidente. Dovremmo avere in collegamento via Skype, chiedo conferma alla regia, Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto. Con lui faremo un focus rapido su questo, quindi un commento insomma per la CGIL del Veneto su quanto accaduto a Marghera, ma poi andremo anche sull'altro tema importante di oggi, che è quello delle riaperture. Ecco, lo vedo in collegamento. Buongiorno a Cristian Ferrari, segretario generale CGIL del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, lei chiedo subito, per collegarci con il collegamento con la collega Anna Maria, un veloce commento su quanto accaduto ieri a Porto Marghera. Innanzitutto anche da parte nostra il primo pensiero non può che andare ai 2 lavoratori che sono ricoverati in gravi condizioni, alle loro famiglie e a tutti i colleghi che hanno visto in una manciata di ore letteralmente bruciare la loro fabbrica, il loro posto di lavoro, e che andranno sostenuti concretamente a partire da oggi e da domani. Per quanto ci riguarda, è chiaro che noi auspichiamo che si accertino quanto prima, e questo spetta chiaramente alle autorità competenti, le cause, le circostanze e le responsabilità di questo che è un disastro in larga parte annunciato. Lo dico senza alcuna intenzione di speculare su questa tragedia, però non possiamo dimenticare né tacere che in passato, anche recente, rispetto a quella fabbrica sono state fatte segnalazioni, sono state fatte anche denunce sui pericoli e sui rischi che erano presenti in quel sito da parte dei lavoratori, da parte del sindacato, e sono state fatte anche delle iniziative di lotta per chiedere, pretendere, rivendicare una maggiore sicurezza. E quindi ci aspettiamo che l'autorità giudiziaria faccia il suo corso rapidamente per accertare
quello che deve essere accertato. Ci preoccupa molto l'atteggiamento che purtroppo caratterizza una larga parte del sistema produttivo, cioè la sicurezza dei lavoratori e del lavoro vista molte volte come un'inutile burocrazia, degli adempimenti, se non addirittura come un costo. Noi dobbiamo, a partire da queste tragedie, fare un salto in avanti da un punto di vista culturale. La sicurezza, ce lo insegna anche la tragedia del virus che stiamo vivendo, deve essere messa al centro. La salute dei lavoratori è un investimento, lo è per loro, lo è per le aziende, lo è per le attività produttive. Ecco, tornando un attimo a Marghera, adesso c'è anche tutto un ragionamento che ieri sottolineava anche l'assessore Venturini che avevamo in collegamento, legato poi all'occupazione. Bisognerà capire che cosa accadrà a questi lavoratori in questa fase. Sicuramente, questa è la prima questione da affrontare, vanno sostenuti, va garantita la continuità del rapporto di lavoro, va soprattutto costruita una prospettiva di rilancio, ma più in generale io penso che bisogna ritornare a riflettere sul futuro industriale di un'area così strategica come Marghera. È una questione davvero strategica questa, che non riguarda soltanto la città di Venezia, ma riguarda più complessivamente l'apparato produttivo veneto. Sappiamo che in quell'area è stata riconosciuta come area di crisi industriale complessa, questo è il presupposto per concentrare degli investimenti anche attraverso un intervento dello Stato. In questi ultimi anni si sono fatti anche dei percorsi proprio per cercare di delineare una prospettiva produttiva, soprattutto una prospettiva produttiva che coniughi la sacrosanta esigenza di mantenere la vocazione industriale di quell'area con il rispetto pieno non solo della salute evidentemente dei lavoratori e delle persone, ma anche dell'ambiente. Questa è la grande sfida che hanno di fronte le istituzioni, che hanno di fronte il sistema delle imprese e che ha di fronte anche il sindacato. Lei prima giustamente faceva presente come il tema della sicurezza sempre fondamentale quando si parla di lavoro, in questo momento storico è quanto mai fondamentale ricordarlo. Da lunedì si riparte, molte fabbriche hanno già riaperto, da lunedì però ci sarà una riapertura totale e è fondamentale anche in questo caso il tema della sicurezza per i datori di lavoro e anche la responsabilità dei lavoratori di seguire quelle che sono le linee guida previste. Sì, direi che è la sfida principale. Abbiamo di fronte un passaggio delicatissimo, da cui dipenderà la possibilità di continuare a superare progressivamente queste restrizioni, questo lockdown che è stato necessario per arginare il contagio e in cui nessuno può fare dei passi falsi. E allora la prima questione prioritaria è proprio mettere al centro la salute delle persone. Quindi si riapra, ma si riapra in sicurezza. Questo è diciamo così, l'imperativo categorico per tutti quanti. La posizione della CGIL è molto chiara. Primo, la consapevolezza che siamo ancora dentro un'emergenza sanitaria che è tutt'altro che risolta e superata. Ci preoccupa molto nella discussione pubblica, nella discussione politica, un atteggiamento che quasi rimuove il tema che è un virus che ancora gira, che ancora è pericoloso, che ancora può portare il contagio. Quindi la prima questione è avere questa consapevolezza. Quindi prima la salute, massima prudenza e precauzione e il rispetto rigorosissimo di quelle che sono le indicazioni e le misure di prevenzione e di tutela della salute che sono date dalle autorità sanitarie in primis, ma anche dai protocolli sindacali che abbiamo sottoscritto a livello nazionale e che abbiamo poi anche tradotto e declinato nella nostra regione e a livello di singole fabbriche. Questo è un punto fondamentale che riguarda non solo la salute e gli interessi dei lavoratori, ma riguarda anche la tutela dei clienti e riguarda anche, se mi permette, la tutela e la messa in sicurezza degli stessi operatori economici, degli stessi imprenditori, degli stessi datori di lavoro, perché se sbagliamo il passo sarà un disastro per tutti. Quindi
prudenza, rigore nell'assicurare le misure di prevenzione e soprattutto una gradualità che dovremmo sviluppare e gestire nelle prossime settimane per non essere costretti a fare passi indietro. Che sarebbe drammatico, un'apertura seguita da una chiusura rapida sarebbe davvero un colpo fatale per l'economia già provata, quindi è fondamentale che anche chi lavora, ma i cittadini in generale, capiscano la responsabilità che hanno e siano prudenti nell'affrontare questa fase 2. Non c'è dubbio, non può passare un messaggio di liberi tutti, di tranquillità, no. Dobbiamo stare attenti, vigili, a partire dalle cose concrete quotidiane, la mascherina, il distanziamento sociale, tutto ciò che previene, il lavarsi le mani, igienizzare, vale dentro i posti di lavoro chiaramente, ma vale anche fuori, perché non vorrei che questo cambio di fase, che ovviamente tutti auspichiamo vada bene, fosse interpretato da molti cittadini come una sorta di scampato pericolo. Noi invece abbiamo bisogno di tenere alta la vigilanza, perché per tutto il periodo, non sappiamo quanto, in cui dovremo purtroppo convivere con questo virus, fin quando la scienza, speriamo il prima possibile, la ricerca non troverà delle soluzioni definitive. Del 4 maggio c'è stata già una prima importante riapertura. Che riscontri avete avuto dai lavoratori? Com'è la situazione? Com'è anche lo stato d'animo in una fase delicata di ripartenza? Lo stato d'animo è duplice. Da una parte una grande voglia di tornare al lavoro, una grande voglia di guardare alla prospettiva, e dall'altra la preoccupazione, il timore, la paura, lo dico in maniera molto onesta, del contagio, insomma, perché, ripeto, la situazione è comunque ancora molto problematica. Devo dire che questa prima fase è stata gestita in maniera responsabile. Abbiamo attivato in tutti i posti di lavoro l'attuazione dei protocolli e delle misure di prevenzione. Abbiamo trovato un atteggiamento, salvo eccezioni, ma complessivamente di responsabilità e di disponibilità anche da parte delle nostre controparti, e questo, diciamo così, ci ha permesso di fare questo primo passo importante. Tra l'altro verificheremo proprio in questi giorni, nei prossimi giorni, sulla dinamica della curva del contagio, e sembra che, insomma, i dati di queste ore qui in Veneto rassicurino anche da quel punto di vista lì. E il tema che rimane invece una grande incognita è l'ambito del mondo delle piccolissime imprese, in cui non c'è la presenza sindacale, non ci sono i delegati sindacali, i rappresentanti della sicurezza e tutti quei soggetti che rappresentano la rete ampia che garantisce appunto il rispetto delle misure, l'applicazione e l'attuazione, e da questo punto di vista dobbiamo fare ancora passi in avanti nell'attivazione di uno strumento fondamentale previsto dal protocollo nazionale, che ricordiamo è stato recepito anche dal governo nel DPCM che sta disciplinando questa fase di graduale ripartenza. E mi riferisco in particolare ai comitati territoriali. Noi in ogni azienda dove è presente il sindacato abbiamo istituito dei comitati aziendali di confronto tra sindacato e imprese per l'attuazione di questi percorsi di messa in sicurezza, e qui il giudizio è positivo. I comitati territoriali che riguarderebbero appunto il mondo vasto della piccolissima impresa, abbiamo riscontrato delle difficoltà ad attivarli, e questo è il tema che ci riproponiamo di superare, di risolvere a partire dai prossimi giorni. Serve una grande, però, qui lo dico chiaramente, senso di responsabilità, collaborazione e impegno anche da parte delle associazioni di categoria. Assolutamente, grazie a Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto, grazie, buon lavoro, e torneremo ad aggiornarci quando la fase 2 sarà entrata nel vivo. Grazie davvero e buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a voi, grazie. Grazie. Adesso ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. In apertura vi abbiamo aggiornati sull'incendio di ieri mattina a Marghera, in un'azienda di prodotti chimici. L'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin ha aggiornato sui rilievi effettuati dall'ARPAV, intervenuto immediatamente. L'osservatorio Aria e osservatorio Grandi Rischi Centro Meteo di Teolo, insieme appunto all'ARPAV,
con uno staff tecnico di 20 persone tra Dipartimento di Venezia, Padova e laboratorio. Realizzati 13 campionamenti di aria con canister e 2 con alto volume, 5 campioni di acque superficiali, di corpi idrici superficiali e della laguna. Realizzate analisi speditive e analisi di spettro con gas cromatografo portatile per avere le prime informazioni in tempo reale. L'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto rende noti i primi risultati delle analisi effettuate sui campioni d'aria prelevati durante l'incendio e analizzate dal laboratorio di Venezia. Durante la mattinata, con incendio in atto, si è proceduto a campionamento nei seguenti punti: nei pressi dell'azienda, in via Malcontente, in via Fratelli Bandiera e Marghera, nei pressi del cavalcavia vicino all'ospedale All'Angelo e infine vicino all'ospedale civile di Venezia. Nel pomeriggio, ad incendio ormai sotto controllo, si è proceduto ad ulteriori campioni di aria in via della Chimica a Porto Marghera, in piazza Barche, in centro a Mestre e nei pressi del parco di San Giuliano. Si precisa che i punti sono stati scelti sulla base delle condizioni di vento fornite dal centro meteo di Teolo. Il vento, inizialmente con provenienza da nord-nord-ovest, ha cambiato direzione provenendo da ovest. I primi risultati hanno evidenziato presenza di sostanze tipiche da incendio e solventi a concentrazioni elevate nei pressi dell'incendio: benzene, etilbenzene, xilene, etanolo, acetone, con riscontro delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo. Presso l'ospedale All'Angelo di Mese sono state riscontrate in tracce sostanze traccianti del ciclo produttivo. Nel pomeriggio sono stati eseguiti altri campioni sia in zona incendio in via della Chimica sia in centro a Mestre in piazza Barche. I risultati analitici non sono al momento ancora disponibili. E poi il campione eseguito presso il parco di San Giuliano Porta Rossa non ha evidenziato presenza di inquinanti. Sono ancora in fase di campionamento e saranno analizzati quanto prima i microinquinanti. Le condizioni meteo al momento dell'incendio hanno favorito il trasporto verso la laguna nella mattinata, anche facilitando la dispersione dei prodotti di combustione. Il vento intorno alle 11 ha modificato il trasporto in direzione Mestre, pertanto si sono scelti punti interni alla città e anche nei pressi dell'ospedale All'Angelo. Si rilevano problematiche in merito alla gestione delle acque di spegnimento causa tracimazione in laguna Canale della Rana. Si è provveduto a chiedere l'intervento di ditte specializzate, che abbiamo visto appunto durante il collegamento della collega Parisi, per il contenimento delle acque di deflusso. Sono stati eseguiti prelievi di acque nel punto di scarico e nella canale Lusore. Le analisi dei campioni sono in corso. L'agenzia ha provveduto ad ulteriori mappature della qualità dell'aria a Mestre e a Venezia. I risultati saranno resi disponibili appena elaborati. Questo dunque l'aggiornamento che ha rilasciato l'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Giampaolo Bottacin. Vi ho detto che oggi però è una giornata molto importante. Tra pochi minuti, tra poco meno di 20 minuti, ci sarà la conferenza stampa del governatore Zaia, che molto probabilmente presenterà una nuova ordinanza in vista delle riaperture del 18 maggio. Quella appena trascorsa è stata una serata e una notte intensa per l'accordo tra governo e regioni. Dopo alcune tensioni si è raggiunto appunto in nottata l'accordo che ha visto scegliere la linea proprio portata avanti dalle regioni, portata avanti proprio dalla Regione Veneto sulle linee guida per quanto riguarda le riaperture. La parola chiave è 1 metro, inizialmente si parlava di distanze di 2 metri che avrebbero sicuramente creato non pochi problemi, pensiamo ai bar, ai ristoranti ma anche sulle spiagge. Bene, ha vinto la linea di 1 metro, quindi per quanto riguarda dunque le riaperture, il decreto legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, delibera il quadro normativo nazionale all'interno del quale con appositi decreti ed ordinanze statali, regionali, comunali potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Per quanto riguarda poi le linee INAIL, che erano quelle intorno alle quali c'era la discussione maggiore, anche ieri il governatore Zaia ne ha parlato in conferenza stampa. Ebbene, c'è stata un'apertura del governo, non è necessario il rispetto letterale dei protocolli di sicurezza indicati, ma i protocolli differenziati delle regioni devono rispettare i principi chiave delle linee guida. Dunque, per quanto riguarda i confini regionali, al momento ci si potrà
muovere all'interno dei confini della propria regione, senza autocertificazione, si potranno rivedere gli amici, si potranno raggiungere anche le seconde case all'interno però della propria regione anche per soggiornarvi, mentre la riapertura, quindi gli spostamenti tra regioni dovrebbero scattare dal 3 giugno, quando dovrebbero essere riaperte anche le frontiere con l'estero. Sono state delineate poi tutte quelle che saranno le misure per le riaperture, dai negozi a parrucchieri, centri estetici, con la possibilità di misurare la febbre a chi arriva, naturalmente l'obbligo dell'uso della mascherina, il distanziamento di 1 metro e chiaramente poi tutte quelle che sono i dispositivi, quindi mascherina, gel, guanti e tutto quello che ormai abbiamo imparato a conoscere. Allora, ieri intanto c'è stata una manifestazione, l'annuncio di una class action contro il governo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con i commercianti che hanno ricevuto diffide e avvisi di sfratto. Questo succederà se per settembre non si troverà una mediazione anche alla luce delle nuove norme del decreto rilancio. Chiedo quindi alla regia di mandare in onda il servizio Sfrattati Battaglia realizzato ieri dalla nostra redazione di Treviso. Da settembre si constaterà il tipo di ripresa, il tipo di perdite, quante perdite ci saranno state e quali saranno le perdite future, perché la gente ovviamente sarà fortemente in crisi sia economica che psicologica e non so quanto affronterà i locali e quanti soldi avrà nelle tasche. Tutti questi danni formeranno oggetto di un'azione collettiva nei confronti del governo e dell'OMS. Siamo prontissimi ad una class action. Una class action che ovviamente verrà fatta contro il governo, contro l'OMS, che ci ha impedito di lavorare in questi mesi e che ci metterà dei paletti dove ci renderà insostenibile lavorare nei prossimi. Sono pronti alla guerra i commercianti trevigiani che nei giorni scorsi si sono visti recapitare diffide di pagamento se non veri e propri avvisi di sfratto, come se non bastasse il crollo verticale dei fatturati dell'era Covid. Per il momento però la via è quella della mediazione, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto rilancio, che ha riconosciuto il bonus del 60% per i canoni pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio. La formula è quella del credito d'imposta, che però potrà essere ceduto anche al proprietario dell'immobile in cambio di uno sconto sul canone. Questo è il punto che ha rasserenato il clima. C'è un sollievo da parte dei proprietari e contemporaneamente anche dei conduttori, perché il 60% si dà per pagato con una semplice cessione del credito d'imposta. Per il 40% chiederemo assolutamente in maniera compatta che per i 3 mesi di chiusura se ne faccia carico esclusivamente il governo. Poi dalle riaperture fino a settembre si constaterà se ci sarà una ripresa oppure no. Ai proprietari proponiamo appunto di venire a casa di questo 60%, del 60% del credito d'imposta, e poi appunto aspettare anche noi la ripresa e la speranza della ripresa per poi proseguire e tornare poi anche a pagare tutto quanto tranquillamente. Dopo 2 giorni difficili, oggi mi sento e ci sentiamo più sollevati, non abbiamo la sfera di cristallo per sapere come andranno le cose, aspettiamo e vediamo. Certo, la misura è temporanea e ancora da decifrare. Il futuro nei giorni che precedono la riapertura è quanto mai incerto. Adesso ci stiamo muovendo con l'avvocato Calvetti per vedere di trovare un'ulteriore mediazione, appunto come era stato detto, per riuscire a scontare anche il 40% che ci rimarrebbe a noi in capo e per vedere anche una soluzione per il futuro, perché appunto il decreto si fermerà a giugno, ma il nostro problema verrà da luglio in poi, quando dovremo ricominciare a sostenere tutte quante le spese con una percentuale di lavoro ridotta fino al 30%. Situazione dunque delicata e più tardi nel corso della nostra edizione straordinaria ascolteremo anche la voce dell'Ascom Confcommercio Treviso con il presidente Capraro per come si valutano queste riaperture. Questa sera ci sarà anche una manifestazione in piazza di commercianti, imprenditori, artigiani, perché tutti premono per riaprire, ma c'è il timore che non siano sufficienti le risorse date dal governo e che anche queste misure possano in qualche modo
modo contribuire, andare a rendere più difficile proseguire la propria attività, ma sentiremo poi la voce dei commercianti. Dunque si attende, immaginiamo, nelle prossime ore il discorso del Premier Conte, che illustrerà nel dettaglio i contenuti del DPCM e del decreto che darà appunto alle regioni una maggiore autonomia decisionale. In che senso? Nel senso che il governo stabilirà l'apertura già preannunciata di alcune attività, quindi servizi alle persone, vendita al dettaglio e così via, e poi saranno le regioni a stabilire quali altre attività apriranno a partire appunto dal nuovo provvedimento, sulla base dei dati tecnici quotidianamente raccolti, sulla base dei protocolli regionali. Quindi ci aspettiamo appunto anche dal governatore Zaia una nuova ordinanza con quello che sarà poi la regolamentazione a livello veneto, per capire poi tutto quello che succederà dai negozi alle palestre, alle piscine, perché queste linee riguardano tutte quelle attività rimaste chiuse durante il lockdown. È arrivata anche una nota del sottosegretario all'interno Achille Variati: l'accordo tra governo e regioni raggiunto stanotte è di straordinaria importanza. Grazie alle misure adottate nei mesi scorsi stiamo finalmente uscendo dalla fase più critica dell'emergenza, quella che doveva essere gestita in modo unitario nazionalmente. Possiamo ora dar vita ad una differenziazione territoriale basata sulle situazioni sul campo, in cui ci sarà un set di regole che valgono per tutti, ma poi ogni regione sarà libera, nel rispetto delle linee guida decise assieme, di adattarle. Una logica di responsabilità istituzionale condivisa che ha ben pochi precedenti, in cui Stato e regioni collaborano per riuscire ad attuare l'obiettivo comune: assicurare il massimo della sicurezza possibile, consentendo al contempo la riapertura di pressoché tutte le attività con regole praticabili. Naturalmente tutto questo in un'ottica di tenendo sotto controllo la curva epidemiologica. Anche ieri sul tavolo del governo c'erano i dati forniti dalle regioni sulla situazione dei contagi. Resta fondamentale tenere sott'occhio questo per evitare nuovi focolai e laddove vi siano chiudere, realizzare nuove zone rosse. Naturalmente c'è anche grande attesa per tutti i familiari degli ospiti nelle strutture d'accoglienza, nelle case di riposo, che in questi mesi non hanno potuto stare accanto ai loro cari. Si attende anche da questo punto di vista le linee della regione per una riapertura, ma una prima riapertura arriva da Treviso, arriva per le strutture dell'ISRA, e abbiamo proprio in collegamento il presidente Mauro Michelon, presidente dell'ISRA. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, una prima riapertura dal 19 maggio, quindi da martedì, ci sarà per i familiari la possibilità di avere un primo contatto, non più così tanto a distanza con tablet e cellulari come è stato fatto finora, ma un po' più da vicino. In che modo, Presidente, ci racconti? Sì, allora noi riteniamo che fino ad oggi siamo usciti, vorrei dire, indenni dal Covid, però dobbiamo stare attenti perché da 18 si riaprono tutte le attività e, come ha detto il nostro governatore, adesso sta a noi decidere il nostro destino, e per questo noi vogliamo aprire con gradualità. Andremo ad aprire, o meglio, un'apertura non apertura, perché i familiari potranno vedere i loro cari attraverso il vetro delle case di riposo, cioè sulle entrate. Mi rendo conto che non è l'ottimale, però se fino ad oggi siamo riusciti a contenere il Covid nelle case di riposo di ISRA è stato perché siamo stati veramente molto fermi, e devo ringraziare sia i familiari che hanno avuto pazienza, perché dal 24 febbraio non vedo più i loro cari, che i nostri operatori, tutti coloro che lavorano all'interno delle case di riposo, perché hanno avuto grande senso di responsabilità e anche nella vita privata hanno adottato tutte le misure di sicurezza per evitare i contagi. Ecco, sarà necessaria naturalmente una prenotazione. Ecco, come dovranno comportarsi i familiari, che immagino non vedono l'ora di poter vedere, anche se attraverso un vetro, i propri cari? Sì, faranno una prenotazione, chiameranno la propria casa di riposo, ci sarà una prenotazione e
chiaramente perché andremo a scaglioni per evitare all'inizio la ressa, perché una delle cose che non si deve fare sono gli assembramenti, perciò partiremo in questo modo. L'ideale per noi è che tutte le case di riposo della provincia di Treviso abbiano le stesse linee guida che siano condivise con l'USL. Ecco, per noi il nostro obiettivo è questo. Abbiamo già scritto all'USL e adesso attendiamo delle risposte che ci rendiamo conto arriveranno e saranno molto meditate rispetto a questo. Sì, sappiamo che restano sempre le case di riposo una realtà delicata e quindi c'è la massima tutela e attenzione nel preservare gli ospiti e gli operatori. Come sono stati questi mesi di lavoro e di lotta che voi siete riusciti in qualche modo a vincere contro il coronavirus? Come è stato il lavoro all'interno delle case di riposo, ma anche lo stato d'animo degli ospiti? Allora, le dico la verità, essere nominato presidente il 27 gennaio e il 24 febbraio decide di chiudere tutte l'accesso alle case di riposo ai familiari, ai volontari e a tutti i fornitori non è proprio stato il massimo dell'inizio per il sottoscritto, ma anche per tutti i componenti del CDA. Personalmente io ho una mamma in casa di riposo, ma mi sento responsabile non solo di mia mamma, ma di tutti gli ospiti, perciò l'ho vissuta in maniera estremamente pesante, perché questo virus è invisibile e al di là che uno stia bene, in realtà ci sono i famosi positivi asintomatici, che sono coloro che stanno bene in teoria, ma potrebbero e possono contagiare le altre persone. È stato difficile. Con l'andare del tempo va meglio. Oggettivamente io da lunedì torno a essere molto preoccupato, perché è inevitabile che anche i nostri operatori, che fino ad oggi hanno dimostrato grandissima professionalità e senso di responsabilità, rischiano di avere maggiori contatti con le aperture di tutti i locali, e anche se loro stanno attenti ci sono altre persone. Sì, sarà una prova per tutti quanti noi. Ci sono previsioni, so che è una domanda difficile, ma previsioni di quando si potrà riaprire effettivamente le porte ai familiari, Presidente? E poi con che modalità? Avete già qualche idea in tal senso? Allora, le modalità sono già scritte, le abbiamo già inviate all'USL e attendiamo che l'ASL chiaramente valuti per quanto di competenza, perché come ho detto prima, noi non solo vogliamo delle linee guida condivise con l'ASL, perché, ripeto, il fatto che finora ISRA, come altre case di riposo, non abbia avuto contagi è un bene, però da oggi in poi diventa sempre più difficile, cioè, da lunedì la sfida diventa ancora maggiore. No, non so, perché, ripeto, attendiamo il nulla osta dell'USL sulle nostre linee guida, che vanno dall'autocertificazione di una persona di non aver avuto il Covid-19, di non essere stato accanto a persone che hanno avuto il Covid-19, alla mascherina, alla misurazione della febbre, al fatto che si mettono se dovessero entrare dei copriscarpe, a altre misure che sono misure di buon senso, tra l'altro, nulla di trascendentale. Un'ultima battuta: come hanno accolto gli ospiti la notizia che dal 19 potranno rivedere un po' più da vicino i propri parenti? Sicuramente sono contenti. Voglio sottolineare che fino ad oggi comunque gli ospiti, a mezzo le videochiamate, le telefonate, hanno sempre potuto sentire e vedere i propri cari. Perciò diciamo questo, io mi rendo conto che qualcuno arriverà a dire non è la stessa cosa di vederlo di persona, anche se lo vedessi di persona comunque deve stare a debita distanza, deve stare con la mascherina, il familiare, e perciò, ripeto, vogliamo dare un qualcosa in più. Ci rendiamo conto che non è la stessa cosa di prima, però loro devono capire che noi abbiamo la responsabilità di tutti i loro cari. Assolutamente sì, che vanno tutelati insieme agli operatori e tutti coloro che si sono battuti in questi mesi difficili. Grazie al Presidente dell'ISRA, Mauro Michelone, buon lavoro e buona giornata, a presto. Grazie. Arrivederci. Dunque si cerca pian piano di tornare alla normalità, una normalità che
può fare anche paura in qualche modo, perché il virus c'è, continua a colpire, continua purtroppo, abbiamo visto i dati anche a livello nazionale, a causare vittime, ma la convivenza è necessaria e va fatta, va portata avanti con un grande senso di responsabilità. L'uso della mascherina è fondamentale, appena si esce di casa va indossata nel modo corretto, nel rispetto della salute di noi stessi e degli altri e di quelle fasce più deboli che abbiamo visto purtroppo spesse volte perdere la battaglia contro il Covid-19. Pochi minuti e vedo già la sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile di Marghera per l'arrivo del governatore Zaia. Abbiamo detto potrebbe essere illustrata la nuova ordinanza regionale in vista del 18 maggio, delle riaperture. Allora con la possibilità di sospendere se dovesse arrivare il Presidente il servizio, abbiamo raccolto ieri, la redazione di Bassano ha raccolto ieri la voce dei commercianti proprio in vista di questa data tanto attesa del 18 maggio e delle riaperture. Sentiamo le loro voci. E siamo pronti perché il 18 si riapre, allegria. Felicissimi, speriamo che vada bene, assolutamente, dai, che Dio ce la mandi buona. Beh, noi siamo pronti per l'apertura, stiamo aspettando Zaia cosa ci dirà. Una rosa rossa su ciascun tavolino, un segno di speranza per un ritorno alla vita. Si respirava un'atmosfera frizzante tra gli esercenti delle centralissime piazze di Bassano. Questa mattina, dietro vetrine già illuminati dei negozi ancora chiusi, dietro le serrande semiabbassate, era tutto un brulicare di attività. Gli ultimi interventi di pulizia ed allestimento prima di riaprire i battenti. Finalmente. Sono stati 2 mesi difficili perché tutti eravamo molto ansiosi a casa, in una situazione nuova e molto oscura. Però siamo tutti pronti ad accogliere i nostri clienti perché con grande entusiasmo e vitalità siamo qua per proporvi tutte le nostre cose stupende. Cosa state facendo proprio in queste ore? Stiamo disinfettando tutto, ci diamo di candeggina e di disinfettanti a tutto spiano. Noi vogliamo riconquistare la fiducia e la serenità dei nostri clienti. Vogliamo porci in un modo ovviamente diverso da prima. Non è più una questione di business, è proprio una questione di rapporti. Vogliamo partire da questo. Siamo veneti, siamo abituati a lavorare e rimboccarsi le maniche e a riprendere, quindi fiducia ce n'è molta. Fiducia che deve esserci assolutamente, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, si vede la ripartenza dopo oltre 2 mesi davvero difficili, impegnativi per tutti, durante i quali i cittadini hanno dimostrato una grande responsabilità, un grande rispetto. Questo ha permesso alla famosa curva di scendere, dopo aver raggiunto il culmine, il picco di scendere, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo, ma sappiamo come bastino comportamenti irresponsabili per far risalire quella curva, far tornare indietro, far tornare al punto di partenza e di nuovo avere delle chiusure che come dicono da più parti sarebbe drammatico dal punto di vista economico, sarebbe davvero la morte per tante attività che già sono in sofferenza, attività che aspettano di capire esattamente, quindi aspettano di vedere nero su bianco queste linee guida approvate la scorsa notte che hanno trovato l'accordo tra regioni e governo, si attendono, noi abbiamo raccolto appunto la voce anche ieri dei commercianti che dicono dei bar, ristoranti, parrucchieri, insomma tutte quelle categorie attualmente ancora chiuse, che noi siamo pronti, noi ci stiamo adattando, ma abbiamo bisogno di sapere come possiamo riaprire. Qualcuno ha già, insomma, abbiamo visto anche sui social che qualcuno si è già lamentato delle tempistiche, il fatto che l'ufficialità arriverà, si pensa nelle prossime ore, se non in serata, con il fine settimana in mezzo, la domenica e poi il 18 questa riapertura. Ecco, qualcuno ha fatto storcere il naso per le tempistiche, si sperava di poter avere un po' prima quelle che erano le direttive per le ripartenze, perché vengono richieste delle strumentazioni, si richiedono insomma delle apparecchiature, dei macchinari per la sanificazione, pensiamo, o per tutte quelle attrezzature necessarie, si pensano anche agli estetisti, ai parrucchieri, gli estetisti in particolare avranno bisogno della visiera, perché il contatto è più diretto se un parrucchiere ha la possibilità di mantenere più la distanza e l'estetista per alcuni trattamenti non riesce a mantenere quella distanza di 1 metro, insomma
si sperava in un'anticipazione e invece probabilmente nelle prossime ore arriverà sicuramente il documento ufficiale che invece potrebbe arrivare a minuti, sono le 12:28, dovrebbe arrivare a minuti con il governatore Zaia. Si attende infatti l'ordinanza regionale per capire, sappiamo che appunto il governo ha dato alle regioni la possibilità di in autonomia, naturalmente seguendo i paletti a livello nazionale, ma in autonomia di decidere che attività riaprire. Poi ci saranno appunto ancora delle restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti, ma all'interno della propria regione ci si potrà muovere adesso liberamente senza più bisogno dell'autocertificazione, che invece, lo ricordiamo, resta necessaria per gli spostamenti da regione a regione, al di là degli accordi che sono stati raggiunti tra le singole regioni. Pensiamo all'accordo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per gli spostamenti tra comuni confinanti. Al di là di questo, gli spostamenti interregionali non sono ancora possibili, lo saranno dal 3 giugno quando verranno riaperte anche le frontiere con l'estero, ma al momento gli spostamenti interregionali sono possibili con autocertificazione per motivi inderogabili, quindi i soliti motivi di salute, di lavoro, o anche per raggiungere le seconde case, ma solo per gravi motivi, quindi laddove vi siano rotture, vi siano casi di effrazioni, ma che andranno documentati nel momento in cui si dovessero essere dei controlli. Quindi nel momento in cui si farà vedere l'autocertificazione sarà necessario anche presentare appunto un documento che attesti il motivo di questo spostamento nella seconda casa, ma lo diciamo solo per motivi gravi, quindi non per soggiornarvi. Quindi insomma ci sarà già comunque un primo allentamento delle misure molto importanti, soprattutto dal punto di vista economico, fondamentali. Dovremmo esserci a minuti, vediamo movimenti all'interno della sala stampa della Protezione Civile a Marghera, appunto con la conferenza stampa del Presidente Zaia, che illustrerà innanzitutto i dati che rimangono fondamentali per capire l'andamento dell'epidemia in Veneto. Ieri sera i dati erano confortanti, si vede soprattutto, lo ricordiamo, da tenere sott'occhio i dati che riguardano i ricoveri e le terapie intensive, che si stanno man mano svuotando, per fortuna. E quindi il dato è confortante, visto che insomma è dal 4 maggio che ci sono state le prime importanti riaperture. Erano giornate, 10 giorni fondamentali, sono i 10 giorni, sappiamo, nei quali il virus si manifesta e quindi nei quali ci sarebbero potuti registrare nuovi focolai che fortunatamente non si sono registrati, e questo fa ben sperare anche in vista proprio della riapertura da lunedì. Bisognerà capire poi quello che accadrà nei prossimi giorni, perché lo ripetiamo che non è un libera tutti, come ha detto prima il segretario generale della CGIL Ferrari, non è un libera tutti il 18 maggio, non pensiamo che sia tutto finito e che quindi possiamo abbassare la guardia, anzi forse in questo momento va tenuta ancora più alta, perché la palla passa ai cittadini con il rischio poi di mettere in ginocchio di nuovo l'economia. Ecco, è arrivato il Presidente Zaia, dunque andiamo a Marghera. Buongiorno a tutti. Ben trovati, buongiorno e grazie per essere qui. Un saluto a tutti quelli che sono qui, a coloro che sono collegati, buona domenica. Passerei subito, sì, ovviamente voi conoscete. È sabato oggi? Buon weekend allora. Vabbè, tosati, qua abbiamo perso la tramontana. E buon sabato a tutti e buon weekend, grazie per la correzione. E conoscete l'assessore Lanzarin, conoscete l'assessore Bottacin e conoscono ormai anche, lo diciamo per chi ci segue da casa, per chi vedrà le immagini, la dottoressa Russo, che è colei che è capo dipartimento della prevenzione, del servizio di prevenzione, del Dipartimento della Prevenzione del Veneto, e quindi è colei che poi ha fatto tutti i piani di azione e in queste ore è stato elemento fondamentale anche per tutte le linee guida, ma parleremo dopo di questo. I dati, allora
I dati sono presto detti. Peraltro devo anche dire, come aggiornamento, so che c'è un sacco di cittadini a casa, non so se lo sapete, che si fanno la tabellina con i dati tutti i giorni, addirittura dei bambini anche. E abbiamo un problema con i tamponi. Io speravo oggi di darvi 500.000, ma abbiamo 2 estrattori che si sono rotti, adesso sta arrivando il solito, perché giustamente una macchina che lavora H24 per 3 mesi ogni tanto va in tilt, e quindi non siamo ancora arrivati, nonostante gli 11.000 fatti, siamo a 497.045 tamponi, esattamente in più rispetto a ieri, sono 11.139. Il numero di positivi in Veneto è di 18.926. Sono 37 in più rispetto a ieri, che su 11.000 tamponi vuol dire il 3%, una roba del genere, insomma. Il 3 per 1000, scusate. I casi in isolamento sono 4.196, vedete che stanno scendendo drasticamente. Se voi pensate su 7 province, quando è 7, 14, 21, 28, sono sui 600 per provincia in isolamento, più o meno, meno 63 rispetto a ieri. I ricoverati sono sempre di meno, 618, peraltro qui sono 26 meno rispetto a ieri, e sono 2,90 di positivi dei 618 e 2,80 sì, la differenza, quello che fa, di negativi, cioè vuol dire che metà dei ricoverati sono anche negativizzati, quindi per i dati nazionali non sono Covid. Le terapie intensive, eccolo qua, 48, meno 6, si stanno, diciamo, velocemente svuotando, abbiamo 20 positivi e 28 negativi, 48 persone in terapia intensiva, che questo è già dato vecchio, vede stamattina sicuramente ci sono state delle dimissioni ulteriori. I morti purtroppo sono 1312, sono più 13 in ospedale e 1781 in totale, quindi morti coronavirus ad oggi sono 1781. I dimessi sono 3.161, ne abbiamo dimessi anche ieri 19. I nati, come voi avete capito, nel fine settimana salgono 106. No, perché fanno il parto programmato, no? Quindi questa notte sono nati 106 bimbi. Considerazioni. Allora, ieri è stata una giornata campale. Una giornata, quindi ringrazio tutta la squadra che ha lavorato, a iniziare dagli assessori Nazzarin e Bottacin, perché anche Bottacin, anche se la protezione civile poi si occupa di tutte queste robe di sanità, nel senso dati, robe, insomma c'è una squadra, no? E ovviamente la dottoressa Russo e tutti, Parmigiani, l'avvocato Botteon, insomma tutti quelli che lavorano nella squadra. Anzi, se l'avvocato ci sente, so che ci sente, può anche venire giù, e così almeno lo ringraziamo, lo salutiamo. Allora, il dato che abbiamo è un dato incoraggiante. Noi da quel famoso 4 maggio, scusatemi, noi da quel famoso 10 aprile è la fine del lockdown, no? Lo dico spesso, in quella giornata col DPCM si autorizzarono le aperture delle prime imprese, i famosi codici Ateco, no? Che tutti noi abbiamo conosciuto, le deroghe e i silenzi assensi. Cioè le auto in strada le abbiamo viste riapparire dal 10 di aprile. Dal 10 di aprile ad oggi, se fate un conto, sono 36 giorni. Dal 10 aprile ad oggi sostanzialmente abbiamo avuto tutti i giorni con tutti gli indicatori in calo. Nonostante questo, il 4 maggio, che la definirei la data, diciamo, della quasi totale apertura, vi ricordate 2 lunedì fa ormai, il 4 maggio l'apertura, 1.200.000 veneti scendono in strada e escono dall'isolamento quantomeno dalle restrizioni. Ecco, da quel 4 maggio continuiamo a calare.
Vi ricordate che quel giorno vi ho detto, era domenica 3 maggio, quella sì era una domenica, vi dissi guardatevi i 2 dati e domani ve li porterò, delle terapie intensive e dei ricoveri, e poi ci rivedremo, perché se quei dati aumentano, la dottoressa Russo ci dice come facciamo a aprire ancora, e lì abbiamo avuto un calo drastico. Li vedremo i 2 dati domani mattina. Ecco qua anche l'avvocato Botteon, che ringraziamo, che poi il materiale estensore dei provvedimenti giuridici, sta lavorando peraltro all'ordinanza che abbiamo già di fatto impostato, ma già da qualche giorno. Allora continuiamo col calo. Alla luce di tutto questo voglio dire, facciamo un passo in più. Voi sapete che abbiamo ormai da giorni, se non da settimane, detto per noi si può aprire. Ringrazio il lavoro fatto con tutti i colleghi ieri, un lavoro positivo, è iniziato ieri mattina presto, ma già avevamo iniziato i giorni precedenti, e la Regione ha portato in dote le sue schede. A me spiace, io ho letto da qualche parte, ma non mi ricordo più, di qualcuno che diceva che io non presentavo le schede perché non ce le avevo. Fate un'intervistina ai miei colleghi, domandate chi ha portato le schede. E sono schede che addirittura la dottoressa Russo penso che alcune le abbia fatte più di un mese fa, perché noi avevamo coscienza che prima o poi bisognasse aprire. Tanto è vero che, se vi ricordate, vi dicevo sempre, noi in via prudenziale le nostre linee guida ce le facciamo, perché non si sa cosa accadrà fra un mese quando si dovrà aprire, vi dicevo. Tanto è vero che la dottoressa con il suo staff del Dipartimento Prevenzione le ha fatte, cercando di codificare le linee guida per ogni comparto, no? La spiaggia, il ristorante, il bar, la parrucchiera, il barbiere, il centro sportivo, la palestra, la piscina, il museo, il teatro, e anche quelle che magari molti ignorano, i campeggi e molto altro ancora. Ne è venuta fuori ieri una bella soluzione nell'accordo del governo. Voi capite e siete assolutamente sul pezzo, sapete qual era il problema, che l'eccesso di zelo di aver emanato le linee guida INAIL rischiavano veramente di buttarsi in un burrone. Io come faccio a dire a un ristoratore di tenere i tavoli distaccati 4 metri? Come faccio ad andare a dire a un titolare che gestisce una spiaggia che gli ombrelloni debbono essere a 5 metri? Cioè, scusate, il 13 aprile i sindacati assieme ai datori di lavoro e al governo firmano un accordo per la sicurezza sui posti di lavoro, il 13 perché viene dopo il 10 dell'apertura dei codici, e si dice che se 2 lavoratori, in una fabbrica che può avere 2 lavoratori o anche 2000 lavoratori, ma se 2 lavoratori hanno una distanza superiore a 1 metro, che per me vuol dire 1 metro e 1 millimetro, possono lavorare a fianco senza mascherina. Cioè, questo c'è scritto. E penso che sia rispettoso delle regole che ci sono state date. Ma gli stessi lavoratori, colleghi, se vanno in spiaggia a Jesolo, a Caorle, a Sottomarina, da qualche parte, devono stare su 2 ombrelloni distanti 5 metri. Capite che non sta in piedi sta roba? Allora, ieri sera si è trovata una soluzione. Il governo, secondo me, mutuando il Presidente del Consiglio, ha detto che le regioni oggettivamente hanno fatto un bel percorso. Noi abbiamo portato una soluzione alternativa e quindi le nostre linee guida, noi siamo in attesa, ragazzi, siamo ancora in attesa del testo definitivo del decreto legge e del DPCM, però l'intesa di chiusura della riunione, chiusa con il Consiglio dei Ministri aperto, nel senso che il Presidente del Consiglio con il Ministro Speranza, il Ministro Boccia sono usciti e entrati, l'intesa è stata quella di dire, bene, le linee guida delle regioni fanno giurisprudenza, cioè chi dovrà aprire un bar piuttosto che un ristorante si lega alle linee guida delle regioni, che poi noi oggi vi daremo e pubblichiamo in via preventiva per tutti. Perché in via preventiva? Perché dobbiamo fare l'ordinanza. Io spero, guardate, noi siamo pronti, a noi basta un click, ma dobbiamo vedere cosa c'è scritto poi giuridicamente nel decreto legge del governo, perché la nostra ordinanza si aggancia, siccome è estensiva rispetto al governo, cioè apriamo di più rispetto a quello che il governo apre, ma perché il governo in teoria si è impegnato a autorizzare questa facoltà delle regioni. Questa è autonomia reale, se ci pensate, no? L'autonomia differenziata poi, guarda caso, l'abbiamo conosciuta col coronavirus. Oggi noi diciamo che siamo pronti e diamo le linee guida.
Guardate, quante volte vi ho detto che se è 1 metro è 1 metro per tutti, ve lo ricordate quante volte? Boh, nelle linee guida se è 1 metro per tutti, è passata la nostra linea. Quindi i ristoranti, potrei farvi un esempio, ci metto anche poco, strutture ricettive, poi sì, tanto per darvi una dimensione, no? Perché a me i lazzaroni non mi sono mai piaciuti. Queste sono le nostre linee guida, no? Le vedete? Vedete la veste grafica? Ecco, questa non si fa in una notte. Abbiamo anche tutto un sistema di icone per agevolare l'applicazione. Questo è un mega lavoro che abbiamo fatto in tempi non sospetti. Ma io l'ho letta sui social, da qualche parte l'ho letta sta storia che non avevamo le linee guida, forse qualche nostro oppositore, però io lo trovo anche poco rispettoso nei confronti di chi ha lavorato. Deve essere stato una dichiarazione di ma è una cretinata, ve lo dico perché sapendo quanto hanno lavorato e quanto abbiamo lavorato. Prendo la ristorazione. Allora, predisporre, ve ne leggo una a caso per far capire la semplicità delle linee guida. Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione. C'è un cartello, ho scritto, guarda che sei in un ristorante, queste sono le regole. Potrà essere rilevata la temperatura? Potrà. Se ci si organizza per rilevare la temperatura corporea, meglio. Se non lo fai non è obbligatorio. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti. Vi ricordate che vi dicevo, ai tavoli la boccetta di Amuchina e finisce lì. Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l'accesso tramite prenotazione. Sapere quanti te ne arrivano di clienti, no? E magari anche un bel modo, ma ormai lo si fa quasi sicuramente, c'è di dire ai clienti prenotate, così evitate magari di infilarvi dentro in un ristorante per sentirvi dire che è pieno e intanto andate a farvi un po' di aerosol di ristorante. La separazione tra i clienti, 1 metro. Guardate che ha ragione Arrigo Cipriani quando dice, scusate, qualcuno ieri mi ha detto in una discussione, ha detto, ma scusami, ma è come se noi applicassimo. Cioè Cipriani ha un ristorante che è un tempio, no? È un luogo monumentale, identitario, di promozione. Allora è come se noi dicessimo il trasporto pubblico locale ha queste regole, posti sul treno, i distanziamenti eccetera, e poi uno ti dice guarda bisogna fare un viaggio con l'Orient Express e qualcuno ti viene e dice bisogna demolirlo perché le regole sul trasporto pubblico locale non sono compatibili con un treno così vecchio, così storico. Dice, ma non è che possiamo demolire il Colosseo perché non c'è le uscite di emergenza. Cioè, penso che ci voglia anche un po' di buonsenso. Quindi il metro. Sugli esterni ovviamente privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni quando ci sono. I tavoli devono essere sempre disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di 1 metro. Cioè, se uno va al banco, non so, penso al cicchetto, ste robe qua, 1 metro. No, gomito con gomito. Il buffet non è consentito. Voi sapete che sono un sacco di studi sul buffet, no? Il buffet è una roba pericolosa, in presenza di un virus è pericoloso. Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e dovrà procedere frequentemente a igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche prima di ogni servizio al tavolo. Basta. Poi vi ho fatto solo un esempio, ce l'avete per tutti i settori, poi ve lo diamo, avete anche delle schede, quindi vi dico questo. Adesso vi prego di darmi una mano a far transitare questo messaggio. L'emergenza non è finita e qua veramente vi chiedo l'aiuto. Guardate, io penso che la stampa sia stata non fondamentale, di più. Questo è anche un appello ai cittadini di comprare i giornali, di guardare la televisione. Perché giustamente qualcuno dice ma tu a volte dici fai battute. No, i giornalisti sono fondamentali e questa tragedia l'abbiamo gestita assieme. Sarebbe bello fare anche un bello studio sulla comunicazione d'emergenza, no? E adesso ho bisogno ancora maggiormente del vostro aiuto. Non passi l'idea che il contagio e l'emergenza è finita, e questo è un atto di fiducia che facciamo, Guardate che non c'è scritto in nessuna legge che dobbiamo aprire. Anzi, se volessimo fare i paraculi,
ve lo dico, manco carte che firmemo, più tranquilli stanno tutti. Io che firmo l'ordinanza e mi assumo la responsabilità, che non ho paracadute, la dottoressa Russo, che un giorno qualcuno gli potrebbe dire ma tu hai scritto le linee guida, ma potevi mettere 10 metri di distanza in un ristorante, tanto rischi di meno. L'assessore Lanzarin che ha seguito tutte le trattative, l'assessore Bottacin che ci ha seguito in questa partita e tutti noi. E io vi dico, l'emergenza non è finita, è un atto di fiducia, perché i veneti sono persone per bene, però i veneti devono fissarsi in testa una roba, che noi passiamo la responsabilità dall'ospedale, cioè dal luogo della cura, all'individuo, al cittadino. Se il cittadino si comporta male, non porta la mascherina, non rispetta le regole, fa il fenomeno, la responsabilità ripassa all'ospedale, perché tornano a salire le terapie intensive, tornano a salire i ricoveri, tornano a salire i morti, si torna alla reinfezione. Per colpa di qualcuno si rischia di non far credito più a nessuno, per colpa di qualcuno si tornerà a chiudere tutto. Guardate che questa non è un'ipotesi fantasiosa, La Corea ha avuto la reinfezione, la Cina ha avuto la reinfezione, la Germania ha avuto una coda di focolaio proprio la scorsa settimana. Riusciamo a dimostrare che come l'abbiamo gestita bene in questi 85 giorni, la gestiamo bene anche nella fase 2, che è quella più pericolosa della reinfezione. Ci vuole così tanta fatica a portare una mascherina? E ancora, invochiamo tutti i diritti, no? Se avremo diritti per tutto, invochiamo tutti il senso di comunità, invochiamo tutti il senso di responsabilità, ormai ci indigniamo davanti a qualsiasi roba, ma è possibile che non riusciamo a dimostrare la civiltà nel portare una mascherina? O no? Guarda che qui ci giochiamo il futuro di questa comunità. Abbiamo 50.000 posti di lavoro persi. Se non si portano i dispositivi finisce male. E non si dica, guardate che non è stato facile pensare di riaprire i ristoranti, non è stato facile fare questa battaglia, però non possiamo neanche morire di inezia, di non attività. No? I nostri imprenditori, i nostri lavoratori sono andati in piazza con civiltà a chiedere di poter lavorare. E quindi noi con l'ordinanza di domani, oggi, stasera, qualche ora quando arriverà, vi daremo comunicazione, vogliamo dare appunto questo senso di responsabilità, ma chiederlo fino in fondo. Io sono solo preoccupato del fatto che attività come la ristorazione, la somministrazione, le attività turistiche e le strutture ricettive in generale, i servizi della persona, barbieri, parrucchieri e quant'altro, manutenzione del verde, musei, archivi, biblioteche, rifugi alpini, campeggi, sempre tutti i gusti. Noi ci mettiamo la faccia e io anche la firma. Però ragazzi, questa rischia di essere una roulette russa. Ieri un giornalista mi diceva ma che immagine daresti? Ma guardate, pensate di essere in un scenario di guerra, dove il tuo nemico non c'ha un mitragliatore pieno di cartucce, perché il contagio è sceso tanto, ma c'ha un proiettile, però un cecchino, è uno che sa a mira. Quindi non serve che ti arrivi una mitragliata, basta che ti prenda giusto, c'è quello il virus. Dietro all'angolo si nasconde sempre il virus. Cioè, dico ai veneti, non sottovalutate sta roba. Le spiagge le apriamo, cioè noi le vogliamo aprire subito. Qualcuno dice, ma cosa serve? Non ci sono turisti. Bisogna cominciare dal movimento anche all'aria fa economia, nel rispetto e in maniera tale che tutti si possano programmare per i clienti, per fare le promozioni, perché bisogna ritornare a vivere. Ovvio è che ci vuole l'aiuto di tutti. Domande ragazzi? Poi vediamo il materiale. Facciamo il solito giro da sinistra verso destra. Ah sì, mi ricordava l'assessore Lanzarin, noi siamo stati quelli che hanno inserito anche lo 014, cioè i ragazzi. Vi ricordate che vi dicevo approfittiamo? Allora, onestamente, vi dico com'è andata. Ieri sera è stata stralciata, perché c'era questa nostra proposta. È stata stralciata con l'impegno in settimana di trattarla a sé per tutta una serie di prerogative
e di implicazioni che ha, perché stiamo parlando di minori che vanno nei centri estivi, vanno nelle scuole paritarie, c'è un po' di dibattito all'interno del governo, lo sapete, e per cui abbiamo accettato, ma del resto anche se non accettavamo non è che si risolveva, perché se non va è approvata, non combinavamo nulla, e quindi in settimana si dovrebbe chiudere anche questa storia, insomma sta a cuore a me come a molti altri colleghi. Prego. Allora, Filippo Tosato, poi sempre nota, mi fa un segno con la mano. Buongiorno Presidente. Ciao. Allora, per dare magari un po' di chiarezza agli operatori, insomma, ma anche alle persone, ai cittadini, abbiamo capito bene che il decreto legge e il DPCM del governo è atteso in giornata e immediatamente dopo lei firmerà un'ordinanza, questo è il percorso. Certo. Ecco, nel DPCM sono già contenute sostanzialmente le linee guida della conferenza delle... Sono recepite. Sono recepite, sì. Ecco. Quindi quello che io vi consegno, a prescindere da tutto, secondo le intese, a meno che non sia una sorpresa, sono le istruzioni per le attività. Non si prenda paura, sono un foglietto per ogni attività, che sono tante. Quindi... Ecco, quindi insomma diciamo che gli operatori, i cittadini, i consumatori possono già ispirarsi a queste linee guida, sì. A partire da lunedì mattina. Sì, con una premessa che dobbiamo vedere il testo, perché se questi hanno, magari è successo patatrack in Consiglio dei Ministri. Come ho visto ci sono dichiarazioni, insomma praticamente commenti che danno già per... Ecco, diciamo che le linee guida delle regioni sono state accolte in maniera pressoché integrale? Sì. E sono uguali per tutta Italia? Sì. Ecco, perché sembra di capire che la svolta sia stata un po' questa, no? Cioè riuscire ad arrivare a una posizione comune, compatta delle regioni. Ma fatica zero. Fatica zero. Zero, quando ci avete messo? Niente. Niente. Ma peraltro la base sono le linee guida del Veneto, cioè, l'ombrellone sono 10 metri quadri con 3 per 3,5. Sì, c'era anche regioni che non avevano linee guida, ci ricordiamo anche questo, non sugli ombrelloni, in generale. Praticamente le linee guida del Veneto, anzi del Dipartimento Sanità della dottoressa Russo, insomma della Sanità Veneta, sono state adottate come base da parte... Sono state una base del lavoro, dopodiché... vi ricordate, quando mi dicevano perché non le dai? Perché ad esempio, io già immaginavo che ci sarebbe stata un'omogeneizzazione, perché viene logico da pensare, ho detto, allora vi faccio un esempio, c'era chi metteva 12 metri quadrati per ombrellone, chi metteva 10, chi metteva 14, perché poi è inevitabile, in base alle spiagge che hai fai tutti i tuoi calcoli, e quindi ho evitato di buttare fuori i numeri che poi sarebbero stati, ma sono stati pressoché tutti confermati, e se non sono stati confermati è perché c'è stato qualche elemento migliorativo che noi abbiamo velocemente raccolto. Che cos'è che è rimasto in canna ancora, diciamo? Sono rimasti in canna, sì, sono rimasti in canna, guardate, le grandi aggregazioni, i parchi, ad esempio i parchi, Gardaland, Carnival World e tutte queste realtà, e le sale gioco, il tema mi ero anche fatto una lista, discoteche, sale da gioco, parchi divertimento, infanzia e ragazzi, vi ho detto prima, e tutto il tema delle giostre e degli spettacoli viaggianti. Temi che vogliamo affrontare col governo in questa settimana, sperando anche qui di proporre delle linee guida che accettino, anche per poter aprire quest'ultimo, diciamo, contingente di attività che sono proprio la coda finale, no? Sale gioco, discoteche, parchi di divertimento e alcune attività che vi ho citato. Io avevo una domanda per la dottoressa Russo, non so se la posso fare. Certo. Ecco. Ma si sente, dottoressa? Ecco, dottoressa, buongiorno. Lei è stato riconosciuto, diciamo, universalmente in merito di aver riorganizzato la rete epidemiologica che si base delle aziende sanitarie, con tutto quello che ne è conseguito in termini poi di prevenzione, di monitoraggio e anche di anagrafe del contagio, insomma, quindi tutto si può dire di lei, ma non che sia lassista. La domanda qual è? Se le linee guida INAIL
ispirate dall'Istituto Superiore di Sanità prevedevano 4 metri di distanza, facciamo un esempio, tra tavoli del ristorante, mentre le sue linee guida consentono 1 metro di distanza. Come si spiega quella differenza? Sono troppo severi loro o è troppo di manica larga lei? Diciamo intanto che questa distanza interpersonale di 1 metro non è un'invenzione mia, ma è una distanza riconosciuta a livello internazionale come distanza che garantisce o meglio evita la trasmissione attraverso le goccioline, quindi la trasmissione droplet. Quindi questa è la distanza minima interpersonale che ci deve essere nell'ambito di tutti gli ambienti, che sia un ristorante, che sia un negozio, che sia insomma quando ci troviamo per strada. Quindi questa è una distanza di garanzia che è riconosciuta a livello internazionale. Io adesso non so perché l'INAIL abbia scritto 4 metri di area per, diciamo, che deve circondare il soggetto e perché abbia messo altre distanze, probabilmente in una visione ancora più cautelativa. Con le regioni noi abbiamo proposto questa distanza, tutte le regioni hanno accettato questa distanza, anche perché, come diceva il Presidente, già in incontri precedenti questa distanza era stata portata come distanza di sicurezza per tutti i lavoratori, anche quelli che lavorano in catena di montaggio. Tutti quelli che lavorano per 8 giorni e quindi stanno per 8 ore e che stanno l'uno accanto all'altro devono mantenere questa distanza minima. Quando non possono mantenerla devono utilizzare, per motivi di lavoro, devono utilizzare la mascherina. Nelle nostre indicazioni che sono contenute ci sono delle situazioni che aumentano questa distanza e sono per esempio nelle palestre, quando si fa un'attività fisica intensa, sia per agevolare i movimenti ma sia perché il respiro e quindi gli atti respiratori che aumentano potrebbero essere insomma più disperdenti eventualmente goccioline, pertanto la distanza si porta a 2 metri. L'estetista che fa un lavoro di pulizia del viso e quindi è vis-à-vis non usa la mascherina normale ma utilizza un FFP2, quindi non è una questione solo di buonsenso, è una questione scientifica. Noi dobbiamo garantire in base alle nostre conoscenze quelle che sono le misure più corrette. Grazie. Ivana Goldnik, TGR Rais e Filippo Finito. Noi guarda, abbiamo le linee guida, ce le abbiamo, il Sole Lanzarini le ha prodotte, ha fatto gli incontri, ha incontrato anche le parti, per cui noi siamo pronti. Quelle condivise con le regioni? Sì, sì, condivise con tutti, però oggettivamente non abbiamo voluto creare, come si può dire, incidenti diplomatici con tutta questa carne al fuoco, anche se resta una delle come si può dire, delle emergenze assolute, e quindi da parte del governo c'è questo impegno di affrontare anche questo tema nei prossimi giorni. Però noi siamo pronti su questa partita. Considerate che il decreto legge prevede 150 milioni di euro di finanziamenti peraltro per i centri estivi, quindi bisognerebbe far partire subito. Giorgio Maravasi, Gente Veneto. Presidente, buongiorno. Ciao Giorgio. I dentisti veneziani segnalano di non aver ancora avuto come categoria, diciamo, un tampone. Allora, considerando che sono una categoria appunto molto esposta nella prossimità del rapporto con i pazienti, con gli utenti, non ritieni opportuno che come categoria... È già in programma. Okay. Sì. Ne abbiamo parlato anche questa settimana, solo che bisogna riuscire a raggiungere tutti. Considerate che abbiamo fatto i medici ospedalieri e non i pediatri, che sono i medici ovviamente di base, e abbiamo fatto i farmacisti e tutto il personale delle farmacie stanno facendo, e adesso comunque sui dentisti ci siamo, assolutamente sì. 2 cose veloci ancora. Prego. Prima hai fatto un esempio molto calzante, quello dell'Orient Express, che non si può demolire per ridurre le distanze, per ampliare le distanze. Pensando ai ristoranti dei centri storici, penso a Venezia ma anche agli altri capoluoghi nostri, ci sono alcuni locali che sono degli Orient Express.
È pensabile che per alcune circostanze, alcuni casi particolari, si deroghi anche al metro? No, guardate, il metro è la condizione sine qua non. E noi abbiamo detto, stamattina ho incontrato tutti i direttori, i quali fra l'altro faranno un punto stampa nelle ULS lunedì mattina alle 11 per dare un po' anche le informazioni di giornata, il primo giorno di apertura. E ho detto, noi nel rispetto dell'autonomia dei controllori, però si fa un'attività anche di accompagnamento, di consulenza entrando nelle aziende, però sotto il metro non si discute. Cioè, noi non è che quando tu scendi deroghi abbiamo messo 3 regole in tutto, no? Il metro, l'igienizzazione, la temperatura. Se ci pensate sono queste le 3 regole. Però se uno deroga al metro vuol dire che non ha capito nulla. Cioè, a me spiace, però sotto il metro capite che abbiamo un problema allora che cade tutto il palco, cioè il metro. Dettaglio tecnico relativo a parrucchiere, barbieri. Sì. La distinzione sarà, il criterio sarà tot persone per metro quadro del locale o per postazione? Postazione è la distanza della postazione, è la distanza tra le persone. Quindi 4 postazioni, sì. 4 clienti. Considerate sulla ventilazione, non per citare sempre Cipriani oggi, no? Mi spiace che prendo lui come esempio, c'è anche l'altro tema che non abbiamo valutato ma che ha un grande valore aggiunto, che è quello della ventilazione forzata dei locali. Ci sono locali tipo il suo, perché lui ci tiene sempre a ricordarlo, che scambia mi sembra 1200 metri cubi di aria, se non ricordo male il dato, perché ho visto dei dati, quindi dice sì, ok, calcolate il metro, calcolate tutto, ma ricordatevi che ci sono dei locali che sono con l'aria che è stagnante, che bisogna aprire una finestra, e altri che sono in pressione assoluta e quindi hanno un ricambio garantito, quindi anche questo è un bel vantaggio per un ristorante, no? Però per dire cosa, che la sala d'attesa comunque deve essere gestita, noi lo scriviamo, col distanziamento sociale anche della parrucchiera e la ventilazione dei locali. Poi abbiamo capito, si crea un minimo di corrente d'aria, si cambia l'aria, via. Alda Manzano in Gazzettino. Ciao Alda. Presidente, buongiorno. Ho domande tecniche. Prego. Quindi le schede dell'INAIL finiscono in cestina? No, è stato adottato, Alda, un parere del Comitato Tecnico Scientifico che ha chiuso la partita. Le schede dell'INAIL sono un utile lavoro che è stato fatto, ma non hanno oggi, per la decretazione e per la conseguente ordinanza, pregnanza giuridica, cioè non fanno base giuridica. La base giuridica la fanno queste. E questo era stato il grande passo in avanti, se no eravamo bloccati. Il testo che ieri sera abbiamo avuto a orario tardo, però insomma abbiamo avuto un'anticipazione. Il metro da che punto si misura? Cioè il tavolo del ristorante, dov'è che misuri? Perché nel testo c'è una postilla con la Regione Campania ritiene che la distanza di 1 metro vada calcolata dal tavolo. Per cui chiedo... Allora, facciamo rispondere al tecnico, che così non dicono che me la sono inventata io. La distanza è interpersonale, quindi la distanza tra persona e persona, tra la mia schiena e quella della schiena del soggetto che mi sta dietro. Considerate che spesso nel tavolo poi ci preoccupa di meno la densità al tavolo, perché sono di solito congiunti, conviventi o quello che non hanno, è come in auto, no? Se tu giri col tuo nucleo familiare puoi girare senza mascherina in auto, però se è un estraneo devi metterla. Sì, poi diciamo che anche c'è questo elemento che abbiamo anche, ci siamo confrontati con le regioni, quindi la disposizione dei tavoli non ne viene considerato 1 metro, 1,20 metri, 2 metri eccetera, ma è proprio, deve essere fatto in modo da garantire che le persone abbiano la distanza minima di 1 metro, ok? Quindi è questo. E poi il fatto che attorno al tavolo, quindi nel tavolo, ci possono stare, cioè le persone che stanno lì possono stare più vicine perché sono persone o che vivono insieme o che lavorano insieme, e questo elemento di familiari o colleghi o amici è stato superato, in quanto la responsabilità giuridica di chi uno si porta al tavolo è della persona e delle persone
che stanno attorno al tavolo. Sempre stata quella. Ecco. E i locali, qualsiasi locale, anche i gestori delle spiagge, hanno l'obbligo di tenere i nomi e cognomi delle persone che si sono avvicinate, che sono entrate per 14 giorni. Quindi io sono tra virgolette schedata, nel senso che se dovesse succedere qualcosa poi vengo contattata. Ma avremo una sorpresina a metà settimana. Cioè? Non posso anticipare niente, perché poi stiamo lavorando a una soluzione anche per questo. Comunque al momento è così. Quindi Sì, è così e resterà così. Bar, qualsiasi cosa, devo dare nome e cognome e recapito. Diciamo che dove è possibile, quindi al ristorante, perché a prendere un caffè, insomma, il tempo, bisogna considerare anche il tempo che uno trascorre nella struttura. Certo, ma ristorante e centri estetici sì. Presso dove tutti i posti, non è obbligatorio, ma è raccomandato fortemente che in tutti gli esercizi dove è possibile registrare il numero delle persone che si sono presentate e tenerli lì, non li devono comunicare a nessuno. Non è obbligatorio. Non è obbligatorio, ma non vengono trasmessi, li tengono lì per 14 giorni. Se no mi crea tanti di quegli incidenti. No, lo spiego, non vengono trasmessi, ma è non è obbligatorio. È consigliato di tenerli perché nel momento in cui si dovesse verificare un caso abbiamo il modo servizio di risalire. Il servizio pubblico li chiede e quindi noi abbiamo la possibilità di rintracciare i contatti, quindi è una forma di salvaguardia per chiunque frequenta quell'ambiente. Noi se non succede niente non vengono trasmessi a nessuno e l'esercente li butta via. Guardate, banalmente, se si prenota restano i nomi di quella giornata, punto. Cioè non vorrei che qualcuno dicesse c'è il grande fratello controllo. Andremo a chiedere al gestore, c'è un focolaio, siccome è passato di qua, ci ha detto è venuto a cena da te, dici quella sera chi c'era. Raccoglierli è obbligatorio o facoltativo? Raccomandato. Ok, io invece ho un'altra domanda che era già stata affrontata in passato, però secondo me con le linee guida che oggi ci rendete noto diventa ancora di attualità e riguarda le mascherine di cui parlava la dottoressa Russo, le FFP2 per le estetiste o comunque per chi ha a che fare con un lavoro molto vicino al cliente. Nel testo, lei non l'ha detto, ma c'è scritto senza valvola. Può spiegare una volta per tutti ai cittadini che tipo di mascherina va usata, se la valvola è consigliata, se la valvola è pericolosa e altro? Ne prendiamo una, c'è Federico? Ve la facciamo portare nel frattempo, prego dottoressa. Diciamo che la valvola non è necessaria in questo caso. La valvola viene utilizzata nelle mascherine che si utilizzano in ambito ospedaliero, in alcuni reparti per determinate dove gli operatori sanitari svolgono determinate attività e dove questo filtro rappresentato dalla valvola è un'ulteriore protezione nei confronti dell'operatore. Invece nel caso in cui utilizziamo un FFP2 senza la valvola, quindi senza questo elemento aggiuntivo, noi garantiamo comunque una protezione maggiore per quanto riguarda il soggetto, quindi l'estetista che fa questo lavoro faccia a faccia con l'utente, però non c'è la trasmissione del proprio respiro, quindi della propria aria nei confronti della persona su cui sta lavorando. Perché la valvola dal flusso in uscita non è in entrata, in poche parole. Quindi, e chiudo, i cittadini normali va bene qualsiasi mascherina senza valvola? Sì. Anche questa? Sì. Antonella Prigioni, Emiliano, Rete 20. Buongiorno Presidente, Ciao. adesso ho capito bene, la responsabilità passa in mano ai Presidenti di Regione, cioè rispondete sempre comunque voi o il Governo si mantiene qualche... No. La responsabilità è in capo a chi firma l'ordinanza e quindi al sottoscritto. A livello comunitario è in capo a ognuno di noi, perché se non rispettiamo le regole, lo dico perché patti chiari e amicizia lunga, cioè i cittadini sanno che questa è una sfida, siamo un team, no? Una partita dove c'è una squadra e vince la squadra o perde la squadra in questa partita qui. Per la responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio? Al momento non ne abbiamo notizia, ci sono circa 30.000 cause di lavoro per contagio Covid sul posto di lavoro,
ma non è previsto dal decreto il fatto che il contagio Covid possa essere elemento di infortunio sul lavoro, per cui non ho informazioni. Prego. Emiliano. Perdonate se torno sull'argomento, però buongiorno, è veramente spinoso. Conosciamo tutti, siamo qui da più di 2 mesi e sappiamo benissimo il lavoro fatto per la riapertura dei GRES, degli asili. Vi chiedo, cosa ha bloccato, cosa vi è stato contestato? Perché sappiamo bene che loro stanno per chiudere e ci sono state proteste qui davanti. Sappiamo che le famiglie devono tornare al lavoro e sono quindi ormai in appoggio, si sa, dai nonni. Poi successivamente le chiedo anche, Presidente, ne approfitto, se ci sono novità in ambito per i supermercati e per i mercati all'aperto, insomma, se si è estesa la possibilità dei banchi e quindi... No, guardate, sui mercati all'aperto ti dico già, Emiliano, che noi abbiamo intenzione di procedere, però vi ripeto, ragazzi, voglio vedere il testo definitivo, che poi qualcuno domani non dica Zaia ha detto cazzate. Siccome cerchiamo di non dirne, anche se qualche volta le diciamo, perché in mezzo a tutto questo flusso di informazioni, allora noi siamo pronti. Se mi chiedete qual è il mio pensiero sui mercati, di aprirli, punto, con delle regole. Dopodiché lasciateci vedere il testo del DPCM. Per quanto riguarda ovviamente le regole sui mercati sono già nel testo che vi diamo. Attenzione, noi vi diamo le linee guida, non vuol dire che questo diventa ordinanza, vi diciamo tutto quello che abbiamo prodotto, quindi se qualcuno vuole attrezzarsi, uno fa il mercato e dice mi serve le mascherine, mi serve i guanti, mi serve il gel. Invece per le scuole il vero tema qual è? Che è stato ritenuto un comparto che assieme ai parchi di divertimento, ai grandi assembramenti e le discoteche hanno bisogno di avere un approfondimento sulle linee guida. Noi abbiamo lasciato agli atti le nostre, è stato preso un impegno che per prima debba essere risolta la partita delle scuole dei 0-14. Noi abbiamo presentato 0-6 e 6-14 peraltro, sto parlando dell'età dei bimbi. Per cui in settimana spero che il governo, voi sapete che c'è poi un dibattito tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro della famiglia. Ma Presidente, si teme l'infezione dei bambini, quindi torniamo alle varie opinioni scientifiche? Quindi no, non si è parlato di quello. Okay. Guardate, sono delle linee guida, insomma, sappiamo con certezza che rispetto ai bimbi c'è meno possibilità di contagio, questo è un dato di fatto, lo diceva anche il professor Crisanti. Poi capire perché, nel senso che il professore, tanto è vero, sta facendo la mappatura del genoma a tutti i cittadini, quindi i bimbi di Vo, proprio per capire se ci sono degli indicatori su questo fronte. Grazie. Un inciso che ha chiesto Tosato, poi Anna Maria Parisi. Sì, è proprio un inciso. Prego. Ai fini di una divulgazione poi di questi contenuti. L'ordinanza giungerà in giornata, entro la giornata? Guardate, non ve lo so dire, è vero. Allora, noi vi diamo le linee guida per fare, diciamo, un passo e mezzo in più rispetto ai 2 passi che dobbiamo fare. Dopodiché l'ordinanza, male che vada, domani mattina viene presentata. Diciamo che avute le linee guida non cambia molto rispetto alle attività da fare, dopodiché l'ordinanza mette in fila giuridicamente tutto. Anna Maria. Buongiorno Presidente. Ciao. E buongiorno a tutti. Per quanto attiene appunto alla riapertura, se ne è parlato da questo vademecum che poi vedremo. È prevista anche un'apertura, o comunque c'è sempre stata, verrà puntualizzato anche in tal senso l'apertura dell'arrivo dei turisti stranieri? La Regione è sempre rimasta aperta, no, guarda, l'ha detto più volte. Allora, le informazioni che noi abbiamo dal governo, parlando anche ieri sera con il Presidente del Consiglio, è che l'apertura delle frontiere, definiamola così, è dal 3 giugno. Prima, fino alle ore 24 del 2, è tutto chiuso, nel senso che il traffico interregionale tra regioni non è autorizzato. Questo è dogmatico perché ci sono dati questa data, tant'è vero che molte aperture che si faranno di attività, faccio l'esempio che ormai l'avete capito tutti, le spiagge, noi le apriamo da lunedì 18, non è che saranno piene di gente, tant'è vero che ieri sera nella discussione qualcuno diceva sì ma apri le spiagge il 18, tanto non c'è nessuno, sono tutte chiuse le frontiere, e sarà qualche evento, devo andare il weekend a Jesolo o da qualche altra parte, al Garda o andare in montagna.
Quindi noi apriamo, però fino al 3 non avremo turisti stranieri, o a meno che non ci sia qualche straniero che arriva per tutta una serie di giri che fa, ma i veri flussi arriveranno da dopo il 3. Quindi spero ripartano anche gli scali aeroportuali per bene e il traffico torni a essere quello che conosciamo. E poi un'altra domanda, non so se forse per l'assessore Bottacin, visto che abbiamo seguito anche quanto accaduto qua vicino con l'incendio a Fusina Malcontenta alla Sigma, adesso la Regione per la sua parte di competenza come sta procedendo, come procederà? Ma l'incendio è spento Sì. È spento definitivamente da questa notte, perché anche Sì. se da fuori sembrava spento ha continuato a bruciare perché c'era una perdita, quindi è andato avanti. Sono riusciti i vigili del fuoco con un'operazione assolutamente eroica a svuotare l'ultimo serbatoio che stava bruciando, quindi il plauso ai vigili del fuoco, e quindi l'incendio è spento. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, i primi dati che ha divulgato ARPA sono positivi, nel senso che non ci sono ricadute e sono stati posti dei rilevatori in varie zone della città, e si sta attendendo il dato sulle diossine perché ha un tempo di laboratorio che ovviamente è il tempo dei reagenti, quindi ancora non si sa. Rimane l'ordinanza di non consumare i prodotti ortofrutticoli. In questo momento è in corso una riunione tra ULSS e ARPAV proprio per valutare questo aspetto, se sbloccare anche questo aspetto. Per quanto riguarda le acque, spesso dell'incendio ci si preoccupa di spegnere l'incendio. Il problema più grosso è quello dopo le acque di spegnimento dove vanno a finire, perché vanno a finire nei canali eccetera, e quindi ARPAV ha intercettato tutto, è stata tutta bloccata. Ieri c'era la marea che cresceva, quindi è stata contenuta e smaltita in depuratore, quindi sono ancora in corso le operazioni di smaltimento, però insomma l'allarme sta rientrando anche da questo punto di vista. Grazie a tutti. Prego. Ecco, questa è la FP2, lo facciamo vedere anche a chi ha a casa che magari vuole informazioni. Questa è la famosa mascherina che dovranno portare, che so, le estetiste o coloro che hanno appunto attività dove non si rispetta il droplet. Non questa è quella buona. Sono tutte e due FP2, solo che questa è il filtro. Dall'interno cosa si vede la valvola? Sì, si vede la differenza. Questa non va bene. Magari fa più figo girare questo valvola 8 eccetera, però è questa quella che serve. Prego. Altro? Altre domande? Passiamo alla base. Facendo un salto in là, pensando al dopo l'estate, insomma all'autunno, che è la stagione, come dire, per la quale ci si immagina un qualche rischio di recrudescenza. In particolare le terapie che si stanno mettendo a punto, dall'ozonoterapia, plasmaterapia, i farmaci sperimentali eccetera. Che scenario ci si può immaginare? Tranquillizzante? Ma intanto che non siamo più sprovveduti e diciamo implumi come il 21 febbraio. Cioè il 21 febbraio abbiamo iniziato questa avventura con il piano di sanità pubblica del Dipartimento della dottoressa Russo, ma non avevamo le istruzioni. Oggi abbiamo un manuale di istruzioni. Sappiamo ad esempio che i cocktail di farmaci funzionano. Sappiamo ad esempio che le cure preventive domiciliari con gli antimalarici funzionano. Sappiamo ad esempio che anche a livello di terapia alcune scelte che si sono fatte di terapia hanno funzionato. Sappiamo che la rete territoriale funziona. Sappiamo che abbiamo farmaci sperimentali in sperimentazione, abbiamo 7 protocolli sperimentali, e sappiamo anche che i risultati dall'utilizzo del plasma iperimmune, quindi degli anticorpi neutralizzanti, è assolutamente una frontiera sulla quale dobbiamo investire. Prova ne sia che siamo gli unici ad aver dato avvio alla banca del plasma, quindi noi stiamo raccogliendo, penso siano già arrivate o partite le lettere a tutti i pazienti per raccogliere il plasma. Quindi utilizzeremo, ancora non è autorizzata la cura, siamo in un protocollo sperimentale, però capite, se ce l'autorizzano fra un mese, 2, 3 e abbiamo i magazzini vuoti, non è che ci serve, qua ci serve il materiale, quindi stiamo facendo magazzino. Volevo ricordare a tutti
che noi non abbiamo smantellato la rete, abbiamo le terapie installate, le abbiamo tolte dalle sale operatorie. Vi dico una roba solo perché siccome vedo ogni tanto qualcuno che spiega come che funziona la sanità del mondo, noi abbiamo preso le sale operatorie e le abbiamo fatte diventare delle camerate. La tragedia è stata grande, cioè noi abbiamo utilizzato i respiratori del tavolo operatorio, della postazione, e siccome avevamo un paziente in sala operatoria non da operare ma da intubare e l'abbiamo tenuto lì, abbiamo montato altre postazioni, quindi le sale operatorie sono diventate delle sale di terapia intensiva, quindi abbiamo smantellato solo quelle per tornare a fare operazioni chirurgiche, ma il resto noi le macchine abbiamo lasciate installate in giro per gli ospedali. Noi delle 825 almeno 600-700 ce le abbiamo pronte all'uso, in più ne abbiamo anche in magazzino, per cui siamo pronti veramente con l'artiglieria pesante se serve. Abbiamo fatto anche il piano con la delibera. Sì, che sia delibera. La Vigan, che sembrava un po' a un certo punto la manna dal cielo, non abbiamo più sentito parlare. Sì, hai ragione, c'è un protocollo e siamo autorizzati. Mi informerò, vi do notizie magari nei prossimi giorni. Però siamo autorizzati, siamo centro di sperimentazione. Sempre sulle linee guida, Presidente, sì. Se valgono per tutti, quindi valgono anche per le regioni tipo la Lombardia che hanno indicatori ben peggiori sì. del nostro, quindi anche in Lombardia sì. un metro pur avendo ancora un aumento di morti. Ti dirò di più, valgono. Il DPCM, scusa, il decreto dovrebbe stabilire, secondo una regola nazionale, le aperture possibili, quindi nel decreto troverete che le spiagge apriranno il 3 di giugno, dopodiché le regioni in autonomia possono anticipare e a quel punto la Lombardia deciderà se anticipare l'apertura dei ristoranti, dei bar o di quello che ha ma penso che i ristoranti e bar si diano già per il 18. Quindi la Lombardia, come tutte le regioni, può solo che decidere se anticipare oppure può decidere anche di posticipare. Nel senso che la regione gli viene lasciato la possibilità estensiva o restrittiva della norma nazionale. Ma questo ci sta perché nell'obiettivo della sanità pubblica uno decide, non come autorità. Sì, è che non capisco, ma allora l'algoritmo non vale più? In che senso? Nel senso che c'erano degli indicatori. Gli indicatori. Noi abbiamo un R0 che si è abbassato, da 0,53 abbiamo 0,42 oggi, quindi sta andando giù ancora. Si valgono gli indicatori e tanto è vero che c'è un tavolo di monitoraggio nazionale rispetto a questo, per tutti e anche per noi. Se noi abbiamo gli indicatori che sballano mi chiamano e mi dicono scusa, quindi però io non so le analisi che verranno fatte sulle altre regioni, questo non ve lo posso dire. So che le regioni possono restringere o allargare, questo sì, in base agli indicatori. Ivana Gordi, TGR, Maravasi e di nuovo Anna Maria. No, ritorno su un argomento solo perché è un grande spauracchio, soprattutto per gli albergatori, turismo e ristoratori, questo della responsabilità penale, che sono queste schede dell'INAIL in merito non solo ai dipendenti ma anche in realtà, mi diceva un'albergatrice, in merito ai clienti, alle persone. Decade tutto? Rispetto a questa apertura non c'entra nulla. In generale c'è un decreto che prevede il contagio Covid sui posti di lavoro, ma questa è un'altra roba, che non riguarda i clienti, riguarda i lavoratori. Il turista non c'entra nulla, invece se avessimo avuto le schede INAIL sarebbe stato più complicato. Dato che andiamo verso il caldo, ci sono indicazioni nelle linee guida regionali a proposito del sistemi di condizionamento dell'aria, sì, sia in termini di appartamenti e residenza che in termini di lavoro, quindi uffici, open space? Assolutamente sì, anche con le manutenzioni da fare e le modalità, perché ad esempio ci sono degli impianti, voi sapete che negli impianti, diciamo quelli moderni, si ricicla almeno il 70% spesso dell'aria interna per il tema del delta di temperatura, per evitare lo spreco energetico. Allora le case sono con il cappotto, quindi non respirano più, in più anche climatizzare recuperando l'aria interna. Voi capite che finché un'abitazione riguarda un nucleo di conviventi, pensate se è un RSA o un ospedale cosa succede, quindi c'è tutta una serie di indicazioni. Ma questo guardate è un tema che abbiamo affrontato, dottoressa, quando ne abbiamo parlato forse 2 mesi fa la prima volta. Basta? No.
Sì, brevemente, questo era uno dei temi che voleva affrontare visto l'arrivo del caldo, e più volte lei si era anche aveva focalizzato l'attenzione su questo problema, quello dei condizionatori, sulla giusta manutenzione. L'altra questione invece che riguarda discoteche, teatri, cinema, se ne parlerà, diceva, quindi in attesa delle nuove linee guida del governo, parliamo Sì. a giugno, si va a giugno? Sì, nelle prossime, allora, intanto viene affrontata subito quella dei 014 e poi c'è tutto il tema sale da gioco, discoteche, centri, parchi di divertimento e quant'altro, che sono tutti temi da sviscerare per le prossime settimane, perché da giugno, secondo l'intendimento del governo, è tutto aperto, dal 3 giugno. Almeno mi sembra di capire dal governo, dopodiché noi comunque stiamo andando avanti con le linee guida su tutti i fronti. E per quanto riguarda le indicazioni ai cittadini, poi i cittadini mi dicono: ma l'indicazione, date aria alle case, cioè il ricambio d'aria è fondamentale, e soprattutto le attività commerciali, i negozi, i ristoranti, i bar, più aria circola meno guai ci sono. Basta ragazzi? Signori, grazie. No, avete una domanda? Grazie. No, c'era, no, siccome c'è una signora di 60, mi aveva detto lei, mi ha detto guarda, no, ma ci ha mandato una torta e allora ho detto la portiamo, ma c'è anche arrivata una damigiana di 54 litri, cioè c'è anche gente. È ancora piena o l'avete svuotata? Prego? Adesso la stanno imbottigliando gli alpini. Sì, no, ma Il materiale distribuisce anche la torta. sì, aspetta, ma intanto distribuisci il materiale. Allora ragazzi, Posso chiedere una cosa? Prego. Aspettiamo la torta. Le sagre sono state regolamentate? No, fanno parte degli grandi assembramenti. Guardate, ricordiamo la signora e la ringraziamo. La signora Anna Crescini ha detto: io ho 67 anni, ha fatto la mascherina da mangiare. Allora adesso Federico è profumatissima, fra l'altro. Madonna che profumo. Prego? La mettiamo, dove la mettiamo? Mettila giù, grazie. Poi ci serviremo. Grazie ragazzi, buongiorno. E ringraziamo anche la signora che ci ha mandato dolce stamattina. E dunque con il dolce a forma di mascherina si conclude questa conferenza stampa. Dunque bisogna ancora attendere per la firma sull'ordinanza regionale. Il Presidente Zaia ha spiegato: attendo il testo del DPCM e del decreto che lo accompagnerà e poi l'ordinanza è pronta, ci basta un clic, ci basta firmarla e poi presentarla. Ordinanza che si annuncia più estensiva rispetto al provvedimento del governo, quindi più aperture. Il Presidente consegnerà adesso ai colleghi, insomma, in qualche modo introdotto quelle che sono le linee guida adottate dalla Regione Veneto, che sono poi le linee guida adottate anche a livello nazionale. Non so se possiamo tornare con le immagini della torta, eccola qui. La torta a forma di mascherina arrivata da una signora, un regalo per il Presidente, gli assessori, ma anche per tutti i giornalisti presenti che da mesi seguono gli aggiornamenti nella sede della Protezione Civile. Dunque abbiamo detto un'ordinanza che sarà estensiva. Sono state così anticipate alcune delle linee guida che verranno già date alla stampa, in modo che possano già essere diffuse, perché le categorie interessate stanno proprio aspettando di capire in che modo, con che modalità dovranno riaprire. Chiedo alla regia se c'è la pubblicità, se posso andare avanti. Andiamo avanti allora. Dunque ci saranno questi paletti, queste linee che dovranno essere adottate, naturalmente fermo restando che si aspetta il testo finale del governo, che dovrebbe arrivare in giornata, e dopodiché arriverà anche l'ordinanza. Quindi questa sera o al più tardi domani mattina il Presidente Zaia firmerà la nuova ordinanza regionale. Confermato dunque la distanza di 1 metro interpersonale, quindi tra clienti
in particolare all'interno dei ristoranti e dei bar, che è il punto cruciale, poi tutte quelle misure, quindi dal gel alle mascherine, naturalmente, che dovranno essere il punto saldo. Il presidente Zaia che ha detto la responsabilità dagli ospedali dove si curava ora passa ai cittadini per non farla ritornare agli ospedali, cioè se i cittadini non saranno responsabili si rischia di avere un nuovo aumento dei contagi e quindi un nuovo aumento dei posti e dei pazienti negli ospedali e nelle terapie intensive e quindi inevitabilmente una nuova chiusura, perché ricordiamo che il virus c'è e l'emergenza c'è, lo ha detto, ha esordito così il presidente Zaia, e quindi attenzione a non abbassare la guardia e attenzione perché il rischio di nuove zone rosse, di nuove chiusure c'è ed è concreto e reale. Ci sono però ancora dei punti sui quali non è stato possibile fare un ragionamento in più, ed è quello che più stava a cuore alle famiglie, ed era quello delle aperture di centri estivi e di tutte quelle strutture, dagli asili alle fattorie didattiche, per l'accoglienza sin da subito dei bambini da 0 a 14 anni. Il presidente Zaia ha spiegato di aver presentato delle linee guida 0, 6 e 6, 14 anni, quindi quelle regionali del Veneto ci sono, si attende, si spera in settimana di approfondire e di fare un ragionamento a sé con il governo e poi anche da qui avere ulteriori aperture. Restano poi al momento fermi al palo anche tutte quelle strutture che prevedono un assembramento, quindi dai parchi alle sale gioco alle discoteche. Anche qui nelle prossime settimane si spera di approfondire le linee guida della regione, anche in questo caso la regione Veneto ha le sue linee guida, si aspetta che vengano recepite e accolte dal governo, perché da quello che ha detto il presidente Zaia, da quello che si è capito, dal 3 giugno il governo ha intenzione di riaprire tutto, naturalmente tenendo sempre in considerazione quella che è la curva epidemiologica, nel senso che i dati della comunità scientifica restano un punto saldo sul quale fare riferimento, perché le regioni hanno poi la competenza la possibilità di chiudere laddove vi sia necessità, laddove appunto la curva torni a salire. Dunque libertà, autonomia, una forma di autonomia importante, ha detto il presidente Zaia, che ha parlato ieri di una giornata campale, ha poi fatto un raffronto tra il 10 aprile, quando c'è stato di fatto il fine del lockdown con le prime aperture, con i famosi codici Ateco, ad oggi, quindi 36 giorni, ha spiegato il Presidente, tutti gli indicatori sono in calo, e anche dal 4 maggio, quando c'è stata un'ulteriore apertura, abbiamo avuto insomma dati confortanti, e domani in conferenza stampa porterà i dati che vennero mostrati il 4 maggio scorso con il numero di pazienti in terapia intensiva e negli ospedali, e vi ricorderete che il Presidente aveva proprio detto: tenete in considerazione questi dati, perché se diminuiscono va bene, ma se tornano ad aumentare allora torneremo a chiudere. Fortunatamente al momento stanno diminuendo. Al momento l'R0 in Veneto è 0,42, quindi torna a scendere, fortunatamente un dato positivo. Abbiamo in collegamento, lo vedo sul monitor, il Presidente Ascom Confcommercio di Treviso, Federico Capraro. Buongiorno Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi, spero mi sentiate bene. La sentiamo e la vediamo benissimo. Allora Presidente, pronti a riaprire per poi ripartire? Lei ha detto proprio questo, non sono due cose che vanno di pari passo, uno step alla volta. Sono due cose diverse e ho voluto precisarlo perché sono giorni di grande caos e sono giorni nei quali, malgrado questo grande caos, siamo pronti a riaprire. Ripartire è un'altra cosa, per ripartire c'è bisogno di quei sostegni dal governo che non sono ancora arrivati, per cui la voglia di riaprire è tanta, malgrado tutte queste difficoltà, e per questo siamo pronti con grande senso di responsabilità che c'è in capo a tutti gli imprenditori di tutte quelle attività che sono rimaste al palo fino adesso sono pronte a riaffacciarsi al mercato.
Responsabilità è la parola d'ordine in questa fase, l'ha detto anche il Presidente Zaia poco fa. Adesso è tutto in mano ai cittadini, spetta loro dimostrare di essere meritevoli di questa dose di fiducia che sta arrivando dalla Regione con l'ordinanza pronta ad essere firmata. Sì, intanto diamo per scontato che il DPCM non preveda sorprese. Di conseguenza, se recepisce tutto quanto è già stato condiviso dalle regioni, siamo in linea con quanto noi abbiamo anticipato ai nostri associati di Confcommercio, proprio per dargli la possibilità di organizzarsi, seppur all'ultimo secondo, con un attimo di anticipo. A questo punto l'ordinanza regionale evidenzierà quelle che sono le indicazioni, che comunque sono abbastanza contenute. A questo punto siamo pronti. Il principio è proprio quello della responsabilità, ma credo che nessuno degli imprenditori oggi intraprenda questa attività pensando di mettere a rischio la stessa attività, la salute sua, dei propri collaboratori, dei propri clienti, con il rischio che si vada di qui a qualche settimana o a qualche mese a richiudere ancora. Per cui la responsabilità innanzitutto, il buon senso, devo essere sincero, che da questo protocollo sembra essere emerso, perché il metro di distanza è una misura che possiamo gestire all'interno di quasi tutte le nostre attività. Abbiamo un problema con l'audio, non so se dipenda da noi, se dipenda dal... Vediamo di andare avanti, eventualmente interrompiamo un attimo, Presidente. Allora, vi soddisfano quelle che sono le linee guida che si sono adottate stanotte nell'accordo tra regioni e governo? Sono delle linee guida accettabili e che possono, insomma, in qualche modo far non solo riaprire ma anche ripartire l'intero settore? Sì, ditemi se ci Vabbè, sono adesso lo sentiamo benissimo, La ringrazio. No, sono, ripeto, misure che rispetto alle linee guida INAIL e a quanto era paventato sono misure che ci permettono di riaprire, ripeto, in quasi tutti i casi. Il principio è quello della responsabilità, quello del metodo di distanza, le distanze dai tavoli di fatto che andava a preoccupare molti degli esercenti è una distanza che si è risolta con la distanza tra le persone, che deve essere garantita 1 metro, quindi tra un avventore seduto in un tavolo ed un altro seduto in un altro, e anche le misure per la vendita a dettaglio, devo essere sincero, che condizioneranno sicuramente il momento dell'acquisto, l'esperienza dell'acquisto, ma devo essere sincero che l'unica introduzione, al di là delle norme generali, è quella dell'utilizzo dei guanti usa e getta. Quindi devo essere sincero che da questo punto di vista, rispetto a quanto era stato paventato, possiamo dirci soddisfatti. Erano una serie di richieste che avevamo fatto, ci sono state riscontrate positivamente, per cui partiamo. Da lunedì si riparte, ma come dicevo con una ripartenza che sarà molto molto lenta. Bisognerà anche capire quale sarà il sentiment, il mood di coloro che torneranno nei nostri negozi, nei nostri locali. Ecco perché dico che sarà molto lenta. Intanto riapriamo, per ripartire subito dopo siamo pronti. Lo ha detto anche lei, Presidente, le tempistiche lasciano un po' l'amaro in bocca. Noi avevamo appunto anche l'altro giorno sentito baristi, negozianti, ristoratori dicendo: noi siamo pronti, noi siamo qui, abbiamo riaperto, però diteci come. Quindi si sperava di avere con un po' più d'anticipo, considerando che domani è domenica e poi da lunedì si riparte, di avere queste linee guida ufficiali un po' prima. Invece siamo alle 13:41 di sabato e una cosa ufficiale, diciamo, anche se insomma sembrano queste, ma non c'è a tuttora. Sì, questo è ciò che mi ha portato ieri sera a parlare di vergogna di fronte ad una modalità del genere, perché non possiamo scherzare con la vita delle nostre imprese e credo anche dei nostri imprenditori. Non è possibile che a fronte di queste misure oggi si debba ancora aspettare l'ufficialità, quando sono
soluzioni che potevano essere anticipate per tempo. Lo dico perché questo è quanto evidenziavo quando parlavo di distanza tra il governo e la realtà delle nostre imprese, la realtà di chi sta sul territorio, di chi tutti i giorni vive e lavora. Ecco, questo è l'aspetto sicuramente che maggiormente denunciamo. Così come, ripeto, per la ripartenza servono tutt'altre misure, tutt'altri sostegni, lo abbiamo già detto. Non credo che la soluzione sia fare un passo alla volta. Ci sono grandi incertezze dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista economico le cose sono molto chiare. Le imprese hanno delle esigenze che sono chiare anche in prospettiva, per cui le risposte devono essere immediate, magari con previsioni dilazionate nel tempo, ma è fondamentale che siano certe. Questa mancanza ha portato all'esasperazione noi imprenditori, e molti di noi l'hanno addirittura superata passando alla disperazione. Penso a quelle piccole realtà che veramente anche di fronte a soluzioni di questo tipo oggi si trovano nella difficoltà di poter riaprire. E proprio questa sera, proprio a Treviso, ci sarà una manifestazione di commercianti, imprenditori, artigiani che dicono, che temono che questa riapertura possa durare poco per loro, perché i danni economici registrati sono stati pesanti e quindi temono che anche la riapertura non sia sufficiente per far sopravvivere alcune attività. La situazione resta comunque, non significa che riaprendo è passata l'emergenza, anche dal punto di vista economico è finita, anzi. Assolutamente sì, perché noi ci rimettiamo in marcia con uno zaino che si è appesantito in questi quasi 90 giorni, quasi 3 mesi di chiusura. Si è appesantito dal punto di vista degli impegni economici, dell'indebitamento, delle problematiche finanziarie che hanno le nostre imprese, e riprendiamo il percorso, ripeto, con questo zaino sulle spalle che non sarà un peso che tutti potranno sopportare, soprattutto perché il percorso davanti è impervio e presenterà comunque delle incognite. Ecco perché ci siamo battuti per un indennizzo sulla perdita di fatturato. Una risposta è arrivata, ma è stata una risposta assolutamente inadeguata, una risposta che ha voluto accontentare un po' tutti, non accontentando nessuno, perché lì dove c'è stata la grande quantità di interventi c'è stata la corrispondente piccola qualità di interventi. Sono interventi che non risolvono i problemi per nessuna delle aziende, né per le micro aziende, né per le piccole, né per le medie, né per le grandi. Ecco perché dico che c'è bisogno di ben altro. Presidente, con che stato di salute le attività si apprestano a riaprire, o meglio, non ci sono state entrate ma ci sono state uscite, per comunque fornitori, affitti, le bollette, si è continuato a pagarle e quindi è uno stato di salute, immaginiamo, molto fragile. Assolutamente sì, questo è uno stato di salute, come diceva, precario, che colpisce indistintamente aziende più o meno dimensionate, aziende più o meno robuste, più o meno ben posizionate sul mercato, e lo dico perché tutte queste aziende non sono state costruite, non sono state portate avanti fino ad oggi pensando e ipotizzando di stare ferme 3 mesi. Di fronte ad una stagionalità, penso ai negozi di moda, di fronte ad una stagionalità e penso anche alle attività della ristorazione, perché i mesi di aprile e di maggio sono i mesi dei banchetti, i mesi dei grandi eventi, e così penso al turismo. Ecco, sicuramente noi abbiamo bisogno di arrivare a settembre-ottobre in condizioni da poter da lì ripartire, magari rivedendo, riorganizzando, ritarandoci su quella che sarà una realtà di mercato completamente diversa. Oggi si tratta di convivere con questa situazione, lo faremo ovviamente con la massima
velocità nel cambiamento che è tipica di noi imprenditori, però con grandi difficoltà economiche. Presidente, poi c'è tutto il comparto del turismo, tutte quelle attività legate al turismo che è in forte sofferenza. Si parla del 3 giugno per la possibilità di spostarsi tra regione e regione. Il Presidente Zaia ha detto: noi abbiamo intenzione di aprire sin da subito le spiagge, almeno per i veneti, un settore che farà fatica a ripartire perché comunque resta anche la preoccupazione che il virus c'è sempre. In tal senso è stato fatto abbastanza per il turismo? Ma il turismo è stato il primo comparto che si è bloccato. Ricordiamolo che era il weekend del Carnevale del 24 e 25 di febbraio. Sarà l'ultimo a ripartire insieme al mondo dello spettacolo e degli eventi. Vero che il giorno 3 di giugno si riapriranno le frontiere regionali, ma non si riapriranno ancora le frontiere nazionali. Si pensa al 15 di giugno e noi stiamo parlando del Veneto, che è la regione più turistica d'Italia, oltre 70 milioni di presenze che hanno un indotto sul commercio e su tutti gli altri comparti, al netto del turismo, che evidentemente si farà sentire. Per quello che riguarda il turismo, l'obiettivo è di riuscire per le spiagge e le località balneari di villeggiatura e per la montagna di lavorare i mesi di luglio e di agosto, sicuramente con un mercato prevalentemente o quasi esclusivamente interno, mercato italiano, e per quello che riguarda il settore delle città d'arte poter ripartire tra settembre e ottobre. Certo che finché rimangano delle limitazioni alla circolazione delle persone è chiaro che questo comparto rimarrà al palo. Intanto, come dicevo, riapre il commercio e questo è un primo via e speriamo che il prima possibile riparta anche il turismo. Responsabilità e ottimismo dal 18 maggio, Presidente? Responsabilità dal 18 maggio? Assolutamente sì. Non abbiamo alternativa, ma è sempre stata tra l'altro una prerogativa del nostro sistema. E ricordo che dalla sera alla mattina, quando ci viene detto chiudiamo per un'esigenza di salute pubblica, tutti noi imprenditori abbiamo chiuso allineandoci agli ordini e alle direttive. Da questo punto di vista però, ripeto, se la responsabilità è immediata, l'ottimismo dobbiamo anche un po' costruirlo, un po' diffonderlo. Dobbiamo portare i nostri residenti, i nostri trevigiani, i nostri veneti a riscoprire pian piano quella che era una vecchia abitudine che sicuramente cambierà in alcuni aspetti, ma dobbiamo riuscire a far tornare il sorriso sulle persone, la voglia di incontrarsi, sebbene a distanza, la voglia di vivere le città, sebbene con queste precauzioni necessarie, e anche la voglia di trovarsi a tavola, al ristorante, al bar, in un negozio per fare le esperienze che prima caratterizzavano la nostra vita. Ecco, io credo che oggi, e probabilmente, credetemi, molto passa anche attraverso di voi organi di stampa, ci sia da lavorare sull'ottimismo e sulla fiducia, che fino ad oggi sicuramente mancava ed è mancata per queste ragioni, ma pian piano dobbiamo ricostruire. Grazie davvero, assolutamente sì, bisogna guardare con positività al futuro, sperando di esserci lasciati alle spalle il momento più difficile. Grazie davvero al Presidente di Ascommercio Treviso, Federico Capraro. Grazie Presidente, buon lavoro, a risentirci, buona giornata, buon fine settimana. E adesso andiamo, la vedo già collegata alle mie spalle sul monitor per fare un po' il punto di quanto emerso durante la conferenza stampa del Presidente Zaia, e poi chiedo anche ad Anna Maria, se mi sente, magari anche di fare un aggiornamento con le parole dell'assessore regionale alla protezione civile Bottaccini per quanto riguarda l'incendio di Marghera. A te la linea, Anna Maria.
Sì, allora comincerei, Francesca, da quest'ultima questione, quella dell'incendio di Marghera, con le rassicurazioni dell'assessore alla protezione civile del Veneto Giampaolo Bottacin, che ha assicurato come tutti i focolai siano stati spenti, come del resto c'era già stato confermato poco fa anche dal comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, anzi dal comandante vicario Giuseppe Costa. E resta ancora, diceva, l'allarme e l'allerta per quanto attiene adesso alla qualità dell'aria, per cui si è in attesa dei dati dell'ARPAV. Non mangiate, non consumate frutta e verdura, questo ha ribadito e puntualizzato ancora una volta l'assessore Bottacin. Resta da capire adesso anche l'inquinamento delle acque, perché è da capire lungo i canali dove è caduto tutto questo materiale, insomma questa diossina, questo materiale chimico che è andato bruciato, qual è la qualità, diciamo, delle acque di questi canali. Pertanto da qui parte la richiesta di non consumare frutta e verdura fresca. Poi per quanto attiene invece alla questione della riapertura di questa cosiddetta fase 2, qualcuno la chiama anche fase 3, visto che comunque c'è già stata una riapertura dai primi di maggio, dal 4 maggio, con lo sblocco del lockdown e di 1.200.000 veneti che sono tornati a occupare le loro sedi di lavoro. Ecco qua, questo è il vademecum, lo vedi? Ecco, con le inquadrature di Paola Barbato, le linee guida contenute in questo vademecum sono quelle necessarie per poter aprire. Per la verità sono 2 libretti, uno ti faccio vedere a favore di camera, uno più piccolo che è questo, con, vedi, questa bella grafica anche, non so se si veda. Se Paola mi dice come devo spostarlo, va bene così? Con i sommari fatti, vedi, con questi pallini colorati, ognuno è un sommario per una categoria economica. E allora c'è l'attività turistica, la ristorazione, i servizi alla persona, commercio al dettaglio, strutture ricettive e uffici aperti al pubblico. Saranno circa credo un centinaio di pagine, ma scritte veramente in modo molto chiaro e con una bella grafica, dove si capisce che cosa si deve fare, quali le misure cui bisogna attenersi. A tal proposito è stata molto chiara la responsabile del Dipartimento del Servizio Prevenzione della Sanità del Veneto, la dottoressa Lorusso, che era presente oggi qui all'unità di crisi, che si è occupata proprio fisicamente di questa, nello stilare questo libretto, questo vademecum, e ha detto come la distanza da tenersi in tutti i luoghi per coloro che potranno aprire, che sono tanti, adesso poi diremo chi non potrà aprire da lunedì prossimo, è quella di 1 metro. Questo sulla base di indicazioni scientifiche internazionali. 1 metro da che punto viene calcolato? È la distanza che intercorre da una persona all'altra. Quindi da me, ad esempio, all'inquadratura di camera è 1 metro e la si calcola voltando le spalle l'una all'altra. Ecco, tanto per dire le cose in modo così molto diretto e semplice, per essere più comprensibile nella spiegazione. E quindi 1 metro per anche consumare non soltanto al tavolo, seduti al tavolo in un ristorante, ma anche al banco, il caffè, l'aperitivo o qualsiasi cosa si voglia, ma è vietato invece il buffet, perché il buffet è pericolosissimo, così dal governatore Zaia, ribadendo quanto sia importante anche il distanziamento, naturalmente, di 1 metro nella comunicazione, nell'incontro che si fa in piazza, al supermercato, quando si sta a parlare con qualcuno. Quindi l'uso delle mascherine, le FFP2 per quanto riguarda le estetiste, che non devono tenere comunque le mascherine con il filtro, ma quelle senza filtro.
per una maggiore sicurezza della persona che si reca presso i loro centri estetici. E poi che cosa non potrà riaprire lunedì? Non potranno riaprire i centri estivi, i GREST e tutte quelle insomma, le strutture per i bambini e ragazzi di cui invece la Regione si era fatta portavoce e sperava di poter portare anche questa partita a casa, che riguarda l'età che va da 0 a 14 anni. È stato chiaro, il Presidente Zaia, questa è stata una partita che si è giocata si è dibattuta fino alle 22 di ieri sera e oltre in videoconferenza con il Governo. Ora perché però l'ordinanza non c'è, attenzione, non abbiamo ancora l'ordinanza regionale, ma non perché non sia pronta, ma perché non è pronto e non è stato ancora firmato né il famoso DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e neanche il decreto legge, che però hanno recepito queste linee guida. Sono le linee guida del Veneto che sono state poi recepite anche da buona parte se non tutte, le regioni d'Italia, molte delle quali che non le avevano neanche presentate. Con queste linee guida che si rifanno col distanziamento di 1 metro alle linee indicate dal Dipartimento della Prevenzione della Sanità del Veneto, vengono a cadere invece quelle dell'INAIL. Non so se sono stata chiara. Casomai mi interrompi, mi poni tu qualche quesito, Francesca. Restano invece nel limbo sospesi ancora con un'apertura per cui ancora non è stata prevista. Che cosa? Tutte quelle strutture che creano aggregazione, quindi i famosi parchi acquatici, che qui da noi nel Veneto ce ne sono diversi, nel Veronese, e ancora non si possono aprire né cinema né teatri né discoteche. Questa è una partita di cui si discuterà successivamente alla riapertura di lunedì prossimo, il 18 maggio, quindi si va a giugno. Dopodiché alla richiesta se si potrà viaggiare da una regione all'altra, anche questa è una partita che si dovrebbe riaprire dal 3 di giugno, così come si dovrebbe riaprire anche al turismo internazionale, quindi agli arrivi di turisti stranieri qui da noi in Veneto, con la riapertura ufficiale degli scali aeroportuali. Quindi in sintesi questo è quanto è emerso qui dall'unità di crisi di Marghera. Se hai domande, altrimenti io ti restituirei la linea. Grazie Anna Maria, grazie per averci riassunto in modo preciso tutte le novità emerse da questa conferenza stampa. Grazie ad Anna Maria Parisi e grazie a Paola Barbato. Questa è dunque la sintesi delle parole del Presidente Zaia, in attesa dunque di conoscere i contenuti del DPCM, i contenuti ufficiali del DPCM del Governo, e poi di conseguenza anche quelli dell'ordinanza regionale. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. Rieccoci in diretta alla nostra edizione straordinaria. Vediamo i dati sui contagi e ricoveri che ha presentato in conferenza stampa il Presidente Zaia. Allora, vediamo, sono 18.926 in totale i casi positivi in Veneto, con un incremento di 24 pazienti. Tenendo conto che anche ieri sono stati circa 11.000 i tamponi effettuati, si parla dunque di un 3 per 1000. Di questi gli attualmente positivi sono 4.162, 1.781 le persone che da inizio emergenza hanno perso la vita in Veneto nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere, 12.983 i negativizzati. Spostandomi vediamo anche quanti sono i soggetti attualmente in isolamento domiciliare, numero che è sceso a 4.196. Ma importante, e domani il Presidente Zaia presenterà i dati, rifarà vedere
I 2 cartelli con i dati sul numero dei ricoveri e delle terapie intensive che si erano registrati il 4 maggio, giorno della fine del lockdown effettivamente in Veneto, e rapportati ai dati di oggi. Oggi i dati parlano di 570 persone ricoverate negli ospedali del Veneto con meno 9 pazienti, e scende anche di 2 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono in totale 48, ma di questi 28 sono i negativizzati, e quindi quelli che secondo le nuove linee nazionali non andrebbero considerati. Quindi attualmente, secondo le linee nazionali, gli attualmente ricoverati per Covid, quindi attualmente positivi, in Veneto sono 20. Sale di 5 persone il numero di coloro che hanno perso la vita, 5 decessi in più. Abbiamo detto che in totale sono 1781, e cresce anche il numero dei dimessi. Siamo arrivati a 3161 persone di fatto guarite dal Covid-19. Adesso dovremmo avere in collegamento il nostro Lorenzo Maier per aggiornarci su 2 aspetti, partendo dalla mostra del cinema di Venezia con tutte le novità, per poi passare a quelle che saranno le direttive per quanto riguarda le messe, che possono anche queste ritornare ad esserci, quindi chiese di nuovo aperte ai fedeli per le sante messe. Allora, buongiorno Lorenzo, iniziamo con la mostra del cinema, con tutte le novità. Ciao Francesca, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, allora possiamo dirvi che fra 8 giorni, quindi lunedì 25 maggio, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia aprirà la sua casa qui al Lido, e verrà aperto il Palazzo del Cinema. Perché è importante questa data? Perché fra 8 giorni, appunto da lunedì 25, il direttore del festival, Alberto Barbera, con tutto il suo team, tra i quali c'è anche la sua assistente personale Angela Savoldi, saranno fissi qui al Lido per iniziare a programmare in loco l'evento che si terrà al Lido dal 2 al 12 settembre prossimo. Una data importante perché, come dicevamo, verrà aperto il Palazzo del Cinema, non ovviamente al pubblico, non alle persone già per le proiezioni, ma per i selezionatori che, dopo un intenso lavoro che sta proseguendo in queste settimane, praticamente non si è mai fermato, cominceranno a così visionare le pellicole in arrivo per le varie selezioni, e a vedere un po' quelli che sono i luoghi. Perché è importante questa data? Certamente ha un valore simbolico, nel senso che è un segnale forte, che arriva, una conferma forte, ecco, che arriva dalla Biennale sul fatto che si vuole organizzare questo evento, e sarà un po' anche un test, una prova generale, perché chiaramente il coronavirus porterà anche dei cambiamenti, quindi si potrà vedere intanto come gli addetti ai lavori potranno utilizzare le strutture per queste sessioni di lavoro, queste visioni programmate con tutti i selezionatori. Ricordiamo che il festival si compone di varie sezioni, e quindi ci saranno più gruppi di selezionatori al lavoro. Abbiamo parlato proprio ieri con il direttore della mostra, Alberto Barbera, che ci ha confermato appunto il suo arrivo qui al Lido, come da tradizione. Solitamente la Biennale subito dopo Cannes, che quest'anno non si è svolta e non ci sarà, pianta qui il suo quartier generale, confermandoci l'arrivo, quindi, che va nella direzione di una conferma rispetto a quello che abbiamo detto in queste settimane. Ci ha anche un po' delineato le ipotesi di lavoro per il festival. Intanto il punto di partenza è che si attende di vedere quali saranno i protocolli ovviamente da applicare, quindi la riapertura dei cinema, il numero delle persone che verranno messe nelle varie sale. Poi Barbera ha sottolineato 2 punti, dicendo: sappiamo che dovremo fare il festival in emergenza, quindi nessuno si nasconde dietro un dito,
e ci saranno dei cambiamenti rispetto a come siamo abituati a vedere la mostra, però la Biennale vuole salvare due cose: anzitutto ovviamente che ci siano un numero importante di film da presentare, e su questo il lavoro che sta facendo Barbera con il suo team sembra confortare. Il secondo aspetto è anche, ci diceva lui, mantenere un rapporto con il pubblico, e il rapporto con il pubblico che andrà un po' rimodulato, perché la Biennale offriva prima del coronavirus circa 6.000 posti a sedere nelle varie sale, che ovviamente non potranno essere mantenuti tali perché ci sarà una riduzione, però che ci sia un rapporto con il pubblico, quindi la presenza del pubblico in sala, non solo virtuale, e una parte anche di virtuale. Pensiamo per esempio alle conferenze stampa: alcune conferenze stampa saranno in loco, altre conferenze magari saranno trasmesse a distanza attraverso delle piattaforme, diciamo un po' così avvalorate però del fatto di poter avere un dialogo con l'artista che risponderà in videoconferenza. E ci sarà il red carpet, se ci saranno gli attori ovviamente, con tutta una serie di protocolli a cui adempiere. Ci saranno certamente meno fotografi, perché tutti dovranno rispettare quelle che sono le direttive che tutti siamo chiamati a tenere in considerazione, però un grande segnale importante, insomma, di ripartenza. E poi c'è tutto il capitolo dedicato alle messe, si aspettava, insomma i fedeli aspettavano questa notizia. Chiese al momento aperte solo per quei cittadini che volevano insomma raccogliersi in preghiera, ma le messe, lo ricordiamo, erano sospese, e proprio le nostre emittenti hanno sin dall'inizio dell'emergenza puntualmente seguito, mandato in onda le Sante Messe da Venezia, da Treviso, insomma dalle varie parrocchie, per tenere, insomma, essere vicini ai fedeli in questo momento difficile. E si può ripartire anche in questo senso con alcune novità, però, Lorenzo. Sì, innanzitutto domani la messa sarà sempre a porte chiuse e trasmessa dalle nostre emittenti, sia per quanto riguarda la messa del Vescovo di Treviso sia per quanto riguarda il Patriarca di Venezia, quindi siamo stati abituati ormai da 13 settimane. Poi sarà importante domani perché il Patriarca, diciamo, concluderà un suo percorso che aveva iniziato, ricordiamo, la prima domenica di Quaresima proprio dalla Basilica della Salute, in cui aveva invocato la protezione della Vergine che è tanto cara ai veneziani. Tornerà lì proprio in questa ultima cisfera, l'ultima domenica di messi a porte chiuse, per concludere questo giro come un nuovo affidamento alla Madonna della Salute come ripartenza per le messe pubbliche e dei cittadini, aperte ai fedeli, aperte a tutti coloro che dovranno partecipare. Affiderà nuovamente la città, poi da lunedì ci sarà, diciamo così, anche qui 5-6 giorni possiamo considerare un po' una prova generale per quanto riguarda le prescrizioni, perché chiaramente le messe feriali sono meno partecipate di fedeli, quindi si potrà un po' guardare un po' tutto il sistema. La Conferenza Episcopale Italiana ha divulgato un bellissimo video molto esplicativo. Sì, l'abbiamo appena visto, Lorenzo, tra l'altro l'abbiamo appena mandato in onda mentre tu parlavi. Sì, di quello che i fedeli dovranno tenere presente in questi giorni. E poi da domenica 24, diciamo la prima grande domenica con la festa dell'Ascensione, le chiese aperte a tutti, con una serie di prescrizioni, con un numero limitato di persone, ma che saranno comunque molto superiori rispetto anche per esempio ai funerali, le ultime celebrazioni funebri che erano state le uniche autorizzate con 15 persone. Ci sarà un numero di fedeli di molto superiore. Ovviamente il numero varierà a seconda della capienza delle chiese, e domenica 24 proprio il Patriarca dovrebbe essere a Lido per la festa dell'Assenza, e quindi approfittiamo anche per confermare che ci sarà la festa dell'Assenza, lo sposalizio di Venezia con il mare, in forma diciamo ristretta al sindaco e al Patriarca, senza corteo acqueo, ma anche questo sarà
una prova di ripartenza della città, ecco, perché è la prima festa di Venezia dopo l'emergenza coronavirus. Certo, quindi una ripartenza con tutte le precauzioni del caso. Grazie a Lorenzo Maier, grazie, buon lavoro, torneremo a collegarci con te per ulteriori aggiornamenti. Grazie Lorenzo Maier, adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci in diretta, dunque in giornata si attende il provvedimento del governo, il nuovo DPCM con il decreto per le riaperture dal 18 maggio. Intanto governo al lavoro anche per quanto riguarda la scuola e gli esami di maturità in particolare. Dal sito del Corriere.it, maturità 2020, Azzolina esame in presenza, lezioni anche fuori scuola a settembre. Allora, andando con ordine, per quanto riguarda l'esame di maturità, il ministro Azzolina ha avviato un monitoraggio della situazione dei commissari per l'esame. Gli uffici regionali non sono ancora riusciti a nominare tutti i presidenti perché anche a 10 giorni dalla scadenza per le candidature mancano aspiranti. Ma l'Italia sta ripartendo e il 17 giugno, a meno di una curva epidemiologica con contagi che salgono, spiega il ministro, gli studenti hanno diritto a fare gli esami in presenza e la scuola non si sottrarrà al proprio dovere. Nel giorno della pubblicazione delle ordinanze che disciplinano la maturità, l'esame di terza media e la valutazione di fine anno, la ministra ha fatto il punto sulle ultime novità, confermando che per la discussione della tesina della terza media ci sarà tempo fino al 30 giugno e che per le scuole elementari resteranno i voti. Per tornare giudizi si dovrà aprire una discussione politica, non è più fare con un'ordinanza. Dunque sulla maturità in classe restano ancora alcune incertezze, anche se la scelta rivendicata dal ministro Azzolina. Ho insistito per farli in presenza, spiega, perché sono un passaggio importantissimo. Sembra che la mascherina si dovrà entrare, sarà obbligatoria da casa fino al banco, nel quale ci sarà poi la prova orale. Poi con cautela si potrà togliere. Da quello che è emerso sembra che poi la distanza tra il maturando e la commissione sarà di 2 metri, quindi assicurata la distanza di sicurezza, e quindi in quel caso durante perlomeno la discussione, l'esame, l'interrogazione orale ci sarà la possibilità di togliere la mascherina. Il maturando si dovrà presentare un quarto d'ora prima della convocazione, quindi non di più, non con troppo anticipo, e accompagnato da un'unica persona. Per quanto riguarda poi la grande incognita, che è quella del prossimo anno scolastico e quindi del ritorno in aula a settembre, nonostante sia pronto, si legge sempre dal sito del Corriere della Sera, sia pronto il protocollo per la sicurezza che i sindacati dovrebbero sottoscrivere la settimana prossima, insieme ad un'intesa che li riporterà al tavolo del Ministero, anche in vista delle decisioni da prendere per il prossimo anno scolastico, resta valida l'opzione della maturità a distanza. Per quanto riguarda gli uffici scolastici regionali, è chiedere di passare per tutte le scuole dall'esame in classe a quello via video. Tornare in aula in modo sicuro, ha spiegato a nome del comitato scientifico Miozzo. Come si tornerà è da capire, ma la ministra ha annunciato una scuola più aperta, diversa, che esca dagli edifici scolastici. Per questo utilizzeremo di più tutti gli stakeholder della scuola, cioè oltre agli enti locali, le associazioni di volontariato che già collaborano con le istituzioni. Insomma, bisognerà capire anche da questo punto di vista quando arriveranno delle informazioni certe per quanto riguarda anche proprio la ripartenza dell'anno scolastico a settembre. Adesso io vi farei vedere questo contributo che è un grazie che arriva a tutti gli operatori sanitari dell'azienda ospedaliera di Padova in questi mesi in prima linea nella lotta al Covid-19. I volti
volti degli uomini e delle donne dell'azienda ospedaliera di Padova in un video scandito dalle note di Rinascerò, Rinascerà e di Stefano Dorazio e Robby Facchinetti. Uomini e donne che hanno lottato e combattuto per salvare vite alla ricerca di terapie e protocolli nuovi contro il coronavirus. Uno staff di professionisti che si condensa nel volto simbolo di Andrea Crisanti. Questo è un momento sicuramente di speranza, perché vediamo giorno dopo giorno che i casi diminuiscono, ma non si può avere speranza senza prepararsi per il peggio. Quindi questo che cosa significa? Significa che in questi giorni abbiamo potenziato la nostra capacità di reazione. Grazie per il loro lavoro che hanno fatto, ma io li voglio ringraziare anche per tanti piccoli gesti di solidarietà che si sono scambiati continuamente, sostituendosi quando magari stavano male, aiutandosi l'uno con l'altro. In microbiologia, così come in ogni singolo reparto anti-Covid, è stata una battaglia di solidarietà, empatia con i pazienti, resistenza e resilienza umana. Adesso si apre il futuro. E vorrei con questo messaggio di ringraziamento a tutto il personale darvi un saluto la settimana prossima, ma anche dare un saluto a tutti quelli che ci vedono, che ci ascoltano e che sanno che in questo ospedale c'è una squadra fortissima, pronta a tutto e soprattutto decisa a non deludere chi ha aspettative su di noi. Insomma, un grazie doveroso a tutti coloro che hanno lottato in prima linea. Non vogliono essere chiamati eroi, ma per chi ha visto il lavoro, la fatica di questi mesi, è doveroso il ringraziamento per medici, infermieri, volontari che hanno operato in prima linea negli ospedali del Veneto e di tutta Italia naturalmente. Noi siamo quasi in chiusura, torneremo alle 17:30 con la nostra edizione straordinaria, ci saranno nuovi collegamenti, anche vi parleremo in particolar modo della ripartenza delle spiagge per capire in che modo si ripartirà nel settore appunto balneare con le linee guida approvate la scorsa notte, e vedremo anche se ci saranno novità sulle tempistiche per la presentazione da parte del Premier Conte del DPCM e del decreto per le riaperture, e naturalmente questo arriverà, questo sarà poi la base per ufficializzare anche l'ordinanza regionale. Il Presidente Zaia ha detto è pronta, è già scritta, è sufficiente insomma aspettare di avere il testo del provvedimento del governo per poi presentarla e firmarla. E nel frattempo sono state rese note le linee guida regionali, che sono poi di quelle recepite anche dal governo nell'accordo appunto di questa notte, per cui sono ore ormai decisive per capire che cosa succederà ufficialmente dal 18 maggio con la fase 2, anche se forse sarebbe meglio chiamarla fase 3 delle riaperture. Per questa edizione straordinaria è tutto, io mi fermo qui, ma vi do l'appuntamento alle 17:30 per tutti gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio, a più tardi.